spettatori di Gold 78, ben ritrovati anche in questo ennesimo appuntamento di penalty. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, come al solito in direttissima ogni domenica a partire dalle ore 19 sino alle 21. Siamo in replica tra l'altro anche di sera il lunedì a partire dalle 23:30. È stata un'altra ennesima domenica di passione, soprattutto per il calcio siciliano. Iniziamo purtroppo con una notizia certamente non positiva per il Troina, che ahimè perde lo spareggio per accedere al campionato di Lega Pro la prossima stagione. Perde ai rigori per 5-3. Rimane comunque il fatto che questo straordinario Troina di Beppe Pagana ha senz'altro disputato una stagione meravigliosa. Una puntata ricca anche di ospiti che tra poco andremo a presentare, però prima subito la schermata per quanto riguarda i contatti con Penalty. Tra l'altro sottolineiamo che siamo in diretta sulla pagina Facebook Penalty Live, il nostro numero WhatsApp 328 53 58 101 e la solita pagina per inviarci eventualmente i vostri messaggi tramite email format tvpenalty@tiscali.it. Vado subito a presentare i nostri ospiti. Siamo ormai, come tutti ben sanno, al termine di questa stagione che tra l'altro comunque per noi di Penalty non termina certamente in questo periodo, ma terminerà ufficialmente il giorno 1 giugno quando verranno presentati i candidati per quanto riguarda la quinta edizione dei Penalty Awards che si svolgeranno quest'anno a San Gregorio di Catania presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa. Vi ricordo che tra l'altro domenica 27 Penalty sarà praticamente realizzato solo ed unicamente sulle nomination dei giocatori che andranno poi a battagliare nella giornata finale, giorno 1 giugno appunto a San Gregorio. Tra l'altro l'intero evento poi sarà trasmesso da Gold 78 domenica 10 sempre alle ore 19. Allora subito i nostri ospiti, iniziamo con un presidente che in un certo senso ha realizzato un mezzo miracolo, il presidente dell'Atletico Catania, il presidente Vincenzo Drago. Buonasera Presidente, buonasera a voi, ben trovati. È contento, è felice, ha realizzato il sogno di molti tifosi dell'Atletico, ma soprattutto credo che insomma arrivare in corsa e resettare tutto non è mai facile. Non è stato facile per niente, ma nello stesso tempo neanche così troppo complesso, poi vi spiegherò perché. Benissimo, perfetto. Un altro allenatore di questa stagione travagliata, parliamo di un amico, Serafino. Ciao Natale, come stai? Buonasera, bene. Ho detto travagliata perché sappiamo insomma della tua andata a Rosolini, poi ti sei dimesso, ci racconterai quello che è successo, però rimane una prima parte soprattutto della stagione, secondo me positiva. Assolutamente sì. C'è un po' di amarezza? No, assolutamente. Consapevolezza sì. più che altro, che poi alla fine ogni tanto qualcuno sbaglia, esatto, ma non sempre sbagliano gli allenatori. Esatto. Se mi permetto di dirlo, lo sai che io mi sento una persona libera e certe volte le dico anche in maniera marcata, non sempre gli allenatori hanno uno quello sbaglio. che è successo è stato alla luce di tutti, quindi non... È vero. È solo quello il motivo, non ci sono altri Benissimo, rimane comunque soprattutto la prima parte una grandissima stagione. Esatto. Chi è rimasto fermo ma ha guardato il calcio a 360 gradi e anche il prossimo mister che andremo a presentare, anzi lo presento subito, Massimo Scrivano. Ciao Massimo, ben trovato. Buonasera a tutti, grazie. Quest'anno fermo, hai visto molta eccellenza, mi hai detto, che te ne è parso di questo campionato di eccellenza, soprattutto del girone B? Ma diciamo che è un campionato vinto e stravinto dal Città di Messina, naturalmente. Meritatamente, secondo assolutamente sì, naturalmente gli occhi puntati c'erano anche sul Biancavilla, diciamo, certo. Una grande corazzata per la categoria, però grande merito al Città di Messina che ha vinto veramente meritatamente. Tra l'altro la seconda che andrà a disputare adesso le finali nazionali è una Città di Sant'Agata che ha poi battuto in finale del girone di appartenenza un coreaceo, devo dire, Città di Scordia. Assolutamente sì, secondo me se non avesse perso punti nelle prime gare del girone d'andata avrebbe detto la sua. Assolutamente sì, Certamente. perché anche lei è una grandissima squadra per la categoria. È vero. Abbiamo inaugurato questa puntata di Penalty con questa notizia che è praticamente giunta proprio quasi ad inizio di trasmissione, questa sconfitta del Troina ai calci di rigore. C'è tanta amarezza, però la consapevolezza, come ho detto poc'anzi, che comunque il Troina secondo me ha veramente disputato una stagione pazzesca. Voglio sentire anche un po' i
nostri ospiti per capire se effettivamente questo Troina poi abbia meritato il nome di assoluta rivelazione. Presidente, ha seguito bene o male l'interregionale anche quest'anno, insomma lei viene dall'Acireale, sappiamo benissimo che campionato travagliato ha disputato anche l'Acireale, ma io di quello non voglio parlare, glielo dico subito, voglio parlare invece di questo Troina che stava per raggiungere un obiettivo quasi insperato, cioè Sì. una Lega Pro per un piccolo centro ennese. Sì, il Troina l'ho incontrato ad Acireale e in quell'occasione abbiamo perso meritatamente, perché effettivamente la squadra che ha messo in campo il Troina quest'anno lascerà il segno, e poco fa parlando con l'amico Serafino si diceva purtroppo è una favola che si sarebbe realizzata. Che Si purtroppo potrebbe poi si parlare non anche è di un restato. ripescaggio, certo non facile, però insomma... Ecco, certo, senz'altro i ripescaggi sono sempre poi quelle speranze che però alla fine, oltre che speranze, sono anche degli impegni, Chiaro. non da poco. Economici soprattutto. Soprattutto economici. Sottolineiamola questa Però cosa. ecco, onore al calcio siciliano, che dimostra che quando le cose si fanno per bene poi i risultati vengono. È vero, è vero. Natale, un Troina che sicuramente ha primeggiato per buona parte del campionato, 10 punti e oltre di vantaggio, una Vibonese che poi invece pian pianino ha recuperato punto su punto, è arrivata a Reggio Calabria oggi a giocarsi questa finale, questo spareggio 0-0 i tempi regolamentari, compresi anche i tempi supplementari, e poi la lotteria dei rigori è un terno all'otto per tutti, si poteva vincere, si poteva anche perdere, purtroppo per il Troina non è andato bene. Ma comunque Pagano in settimana aveva fatto una dichiarazione e secondo me è quella esatta. Loro il campionato l'hanno vinto a prescindere dal risultato, cioè lui ancora doveva giocare la partita e aveva dichiarato che il loro campionato l'avevano vinto, ed ha ragione. È vero. Per quello che hanno fatto, diciamo che la vincitrice a livello morale è il Troina. Una stagione straordinaria, noi da un paio d'anni in Sicilia abbiamo delle favole. È successo con la Leonzio, ricordiamoci Certo. che sono partiti dalla Beh, promozione. volendo è successo anche con il Città di Scordia, dove tu sei stato anche un quello protagonista, no? ero di parte, quindi non lo nomino per Ve questo. lo dico io, E quindi è successo con la Leonzio, che dalla promozione è arrivata direttamente in Lega Pro, Ha fatto i playoff addirittura, perdendo 2-1 quindi con quest'anno Cosenza. stava rischiando anche di andare oltre. Il Troina è una piccola realtà sotto tutti i punti di vista, ma quello che ha fatto il Troina quest'anno penso e credo che resterà e rimarrà nella storia a vita. Soprattutto perché sono- il centro è piccolissimo. Sì, sono quindi- 8.000 abitanti, io conosco un po' la realtà, sono stato un anno a Nicosia e quindi vivevo un po' quella realtà lì, Certo. di quelle zone, ma quello che hanno fatto è una cosa Pensi che ripartiranno da quel rigore sbagliato? Ma loro partiranno di quello che hanno fatto, non da rigore sbagliato. Loro hanno fatto un grandissimo campionato, Peppe ha fatto un grandissimo lavoro dobbiamo dare merito e onore a questa struttura, sia struttura tecnica per quanto riguarda a capo Peppe Pagana, per quella di squadra, i giocatori Certo. tutti, la società soprattutto, perché alle spalle, se non hai una società forte che ti sostiene, non puoi fare quello che ha fatto il Troina quest'anno. Quindi solamente complimenti, solamente applausi, solamente Siamo grande... tutti pienamente d'accordo, per il perché resto rimane un exploit straordinario. Esatto. Tra l'altro oggi si è giocato anzi soltanto un playoff in prospettiva ripescaggi, perché il secondo playoff chiaramente non si è potuto giocare per il semplice fatto che la perdente, in questo caso il Troina, giocherà domenica prossima contro l'Igea Virtus, mentre l'altro playoff in prospettiva è stato vinto dall'Ercolanese 1-0 addirittura a Nocera, quindi risultato sicuramente a sorpresa. Il play-out per non retrocedere nel campionato di eccellenza invece si giocherà domenica prossima e lo scontro sarà tra la Palmese e l'Ebolitiana. Massimo, Igea Virtus, che comunque è stata la seconda siciliana che bene o male ha disputato un campionato più che accettabile. Città di Gela tra alterne fortune, Acireale con un po' di confusione soprattutto societaria, non faccio nessuna domanda al presidente Drago, e soprattutto anche il Messina che è partito ad handicap e poi ha recuperato. Quindi l'Igea Virtus ha dimostrato che con la sua onesta organizzazione ha disputato e disputerà un playoff anche di una certa qualità. Ma già da qualche anno che comunque l'Igea Virtus, diciamo, è composta da un organigramma molto molto importante, ha un allenatore importante, un sistema globale che diciamo già è ben assestato, quindi complimenti a loro non per quello che hanno fatto quest'anno ma per quello che hanno fatto negli anni. Io credo che la prossima stagione l'Igea Virtus può rappresentare
La nuova Troina, ho questa sensazione perché sappiamo tutti che il Barcellona Pozzo di Gotto è un centro importante che ha fatto la Serie C per tanti anni. Ci sono le persone giuste al Ci sono punto le giusto, persone giuste. assolutamente sì. Però se il Presidente non vuole parlare di Acireale a livello societario, non voglio parlare nemmeno io, voglio fare grande merito a Piero Infantino. Certo, l'abbiamo avuto e ospite qui e e ci ha tutti raccontato delle sue e a vicende. tutti quanti i giocatori, perché solo degli uomini possono fare quei miracoli. È vero. Solo chi è veramente attaccato alla maglia, al mondo del calcio e alla passione che E tu che hai trasmette. giocato con la Ciriale Solo ne 11 sei- anni, solo 11 anni, quindi so e perché vivo quella sei realtà certo. giornalmente. Chiaro. Quindi devo fare i complimenti davvero. Effettivamente qualche settimana fa, quando abbiamo avuto Infantino qui nei nostri studi, ci ha raccontato che è quasi impensabile che una società di Serie D potesse vivere quelle esperienze quotidiane così drammatiche, no? Perché, Presidente, noi non vogliamo fare nessun processo, non siamo sicuramente nella sede esatta, però è anche vero che un centro come Aciriale deve vivere di un certo tipo di calcio, quindi è giusto che chi gestisce una società poi alla fine debba assumersi le proprie responsabilità. Sì, il Aciriale è senz'altro un centro importante calcisticamente, se non altro per la tradizione. È vero anche che si vive un clima di tensione, per chi c'è stato tanti anni può capire di cosa parlo, sia da parte della tifoseria. Troppa pressione? Troppa pressione pressione. della tifoseria. Per carità, le tifoserie sono un po' tutte pressanti, Ma in però modo quella di particolare quella di Aciriale Aciriale. è particolarmente pressante, quindi bisogna avere la freddezza di poter fare delle scelte anche a volte impopolari, e lì ad Aciriale fare una scelta impopolare come mandare via un giocatore, come dover regolamentare l'accesso dei non addetti ai lavori all'interno del rettangolo di gioco quando la squadra è in allenamento, e lì, ripeto, la pressione della tifoseria ti porta anche a fare queste richiamo simpatiche invasioni di campo ed entrare nel merito di questioni che invece riguardano la società e non la tifoseria. Ecco, questa può essere stata la difficoltà. Se a questo poi si aggiunge, e qui magari posso anche, diciamo così, concludere questo intervento sulla Cireale, si aggiunge anche un atteggiamento ostativo da parte dell'amministrazione comunale. Non ci dimentichiamo che a Cireale comunque giochiamo in un campo comunale, Sì. eravamo diciamo in un momento, almeno quando sono entrato io, in cui Eravate un po' bistrattati. eravamo un diciamolo po' bistrattati, per cui a quel punto già le cose non erano facili. Se a questo aggiungi Non c'era la serenità, Non c'era insomma, la si serenità. lavorava male. Si lavorava male. Si lavorava male. Voglio sentire anche il parere di Natale, no? Perché parliamoci chiaro, la Ciriale è importante, così come è importante anche la città di Messina che ha disputato una stagione straordinaria nel campionato di eccellenza, però è anche vero che in Sicilia abbiamo un po' sofferto soprattutto nei grandi centri, Messina, volendo anche il Gela, e indirettamente anche la San Cataldese, seppur sappiamo i limiti che la società vuole avere nel campionato di Serie B. Ettore, se ti devo dare un parere personale, un po' ti devo contrariare, perché escluso il Paceco che praticamente non ha potuto conservare la categoria per vari motivi, il resto, escluso le situazioni extracalcistiche, Sì. tutte le siciliane, secondo me, hanno fatto bene. Se parliamo di calcio... Se parliamo di calcio, sì, però parliamo di sappiamo calcio. benissimo le No. sofferenze Allora, societarie. se dobbiamo parlare di calcio giocato, io dico calcio giusto. giocato, Sì, calcio sì, sono giocato, le d'accordo. siciliane hanno fatto un grandissimo campionato, perché il Gea Virtus, Aceriale, la stessa Gela, lo stesso San Galetese hanno rispettato quelle Però che sono... questo ci fa pensare che se queste società avessero avuto più stabilità organizzativa interna, probabilmente i risultati sarebbero stati ancora meglio, no? Ma sicuramente sì, però bisogna magari dare atto a quello che è la situazione attuale, quello che sono le difficoltà che hanno questi centri in questo momento, Sì. perché sia Gela che Aceriale non vivono grandi momenti, anche l'Aceriale c'è una situazione col sindaco, insomma, un po' così, che Sì, sappiamo sì, tutti sì, quello sì. che è successo, insomma, e quindi viene trascinato nel calcio tutto quello che sono queste situazioni e magari si vive nell'anonimato, si vive anche nell'insicurezza, però se parliamo di calcio io devo dare grandissimo merito, come diceva il mister qui a fianco, a Piero, che ha fatto un grandissimo campionato lavoro. bellissimo, è E vero, poi è i vero. ragazzi, so perché c'è qualche ragazzo che conosco, qualche giocatore che conosco,
sacrifici e sofferenze a non finire, insomma, Sì. anche un'autogestione a livello, Speriamo a livello che, insomma, delle cose più banali. si quindi- volti pagina e la prossima stagione sia una stagione, non dico da super primo posto, però L'Igea Virtus l'anno scorso non ha vinto il campionato per poco. sì, è vero, e quindi E quest'anno quindi, ma là c'è una situazione. tenteranno adesso il Là c'è ripescaggio, là no? c'è un grandissimo gruppo, a differenza di tutte le siciliane, perché lo so perché sono stato parte di una cosa negativa, no? Igea Virtus Scordia Sì, anni sì, fa. sì. Lì c'è un grande gruppo che a capo è l'allenatore, ha creato tutto un sistema che va da lui, la squadra, la componente società, direttore sportivo e tifosi, che sono tutti Con un unico obiettivo, sono Esatto, compatti. sono legati e questo è il risultato finale. È vero. Cambiato strano. Beh, parliamo invece adesso dell'Atletico Catania. Nel frattempo possono già partire alcune immagini. Un Atletico Catania che ha disputato una stagione molto ingarbugliata. Aveva iniziato, sappiamo benissimo, proprio all'inizio di stagione con l'abbandono di Proti. I tifosi sono riusciti a iscrivere la squadra con grandi sacrifici. Avevano cercato di impostare una squadra, ci sono riusciti per un paio di settimane, dopodiché c'è stato l'abbandono, addirittura gli stessi tifosi hanno giocato pur di non perdere il titolo, quei punti sufficienti per tentare ancora di sperare quantomeno nei play-out che alla fine sono stati raggiunti tramite anche il suo ingresso che ha portato serenità e poi alla fine sono stati anche vinti, quindi una squadra che la prossima stagione disputerà il campionato di eccellenza. Da dove partiamo, Presidente? Intanto, perché la scelta dell'Atletico? Questa è una domanda che gli volevo fare da tanto tempo. Guardi, l'Atletico è venuto per caso. Io venivo fuori dalla Cireale da un paio di settimane e un amico legato a Gianluca Barbagallo, che è uno delle persone che poi alla fine hanno portato avanti Un nome storico dell'Atletico, mi ha chiesto di verificare la fattibilità di questa operazione salvezza. Un po' la cosa l'ha stuzzicato. Mi ha stuzzicato assolutamente sì, intanto perché io comunque all'epoca d'oro, ai momenti d'oro dell'Atletico Catania ero uno che andava allo stadio quando il Cibali riusciva addirittura a riempirlo l'Atletico, quindi comunque è una società che ha una sua storia, e mi sono detto, siccome a me piacciono le sfide, Sì. e venivo fuori da una sfida non completata, quella della Cireale, mi sono detto perché no? La fortuna è stata che intanto nei momenti bui, nelle settimane in cui l'Atletico era veramente abbandonato, in fondo la classifica non si è movimentata tanto, perché Sì, se ci fosse, c'è diciamo stata che questa... alcuni risultati sono stati positivi per l'Atletico. Esatto, quindi c'è stato anche un fattore, diciamo così, Vuol dire che era un segnale, contingente, era un segnale. Io l'ho individuato come Sì, un segnale, sì, ma sì, sul immagino, serio, è dissi, stato ma proprio un segnale. dopo tutte queste partite perse, Sta ancora lì a sta sperare ancora lì addirittura di e tentare nei vuol dire play-out. che probabilmente ci sarà una ragione. Quindi è Allora, entrato in società. ho rilevato la società e ho dato quella che è, secondo me, la componente più importante. La serenità. La serenità. Ah. La serenità, la normalità, Certo, chiamiamola chiaro. come vogliamo. Una Comunque, presenza una come presenza società. come società che per chi l'aveva persa ha rappresentato il ritrovare una normalità persa. Crea nelle persone, nei soggetti interessati, giocatori, staff tecnico e altri dirigenti, crea una sorta di forza emotiva, una nuova determinazione, per cui alla fine poi veramente il compito tutto sommato è stato anche semplice, che abbiamo rimesso in piedi la squadra in 4-4-8. Sì. Sono ritornati a giocare con sono l'Atletico alcuni nomi. con alcuni nomi, Giorgio È Corona, ritornato Richichi. Richichi, poi abbiamo preso anche un portiere abbastanza bravo, Salvo Di Carlo, e altri nomi che E con comunque... tutto questo siete andati a vincere a E Caltagirone. siamo andati a vincere a Caltagirone. Devo dire che i ragazzi hanno, ripeto, messo in campo la voglia, Sì. la rabbia. Tra l'altro un gol vincente quasi allo scadere, quindi insomma la gioia sarà stata anche doppia. Cominciato allo scadere e poi proprio allo scadere, proprio qualche secondo dalla fine, lì abbiamo veramente rischiato e dire poco, Del con 4 pareggio, giocatori del sì, Caltagirone sì. davanti alla È porta. un segno del destino.
Guardi, non c'è altra spiegazione, onestamente non È ne sicuramente troverei un segno altre. del destino. Massimo, diciamolo pure, il segno del destino la società se lo deve andare a cercare. L'Atletico non ha mollato e quindi poi l'ha trovato. Il segno del destino deve andare a vincere una partita difficilissima a Caltagirone. Quanto il ruolo in questo caso del mister Di Richichi, che è ritornato ad allenare questa squadra, ha inciso in tutto questo? Perché anche lui doveva resettare, metabolizzare, giocarsi tutto quasi effettivamente in un'unica partita. Conosco molto bene Antonio, Per questo l'ho fatto la ci ho domanda giocato a te. solo 15 anni insieme, E quindi infatti per questo ho fatto la diciamo domanda a che te. siamo molto molto legati. Beh, Antonio lo conosciamo tutti, grande persona, Grande personalità. grande professionista. Non sto qui a dire le cose belle di una persona per me già speciale, Certo. però grande merito va ai tifosi. Vai Che ai non me ne voglia il presidente, che non me ne voglia Antonio Richichi. Perché quelli non hanno Quello mollato che mai. hanno fatto loro è qualcosa Non hanno mollato di mai. unico, di speciale, che credo rimarrà nella storia dell'Atletico Catania. È vero, è vero. Beh, Richichi importante Natale, però è anche vero che, come ha detto giustamente Massimo, i tifosi hanno fatto quadrato intorno alla squadra, anche e soprattutto nei momenti in cui non si capiva più nulla. Gli stessi giocatori erano rappresentati solo ed unicamente dagli stessi tifosi che scendevano in campo. Tutto questo vuol dire che se non c'è organizzazione è chiaro che bisogna poi rischiare di non far saltare il campionato. In alcuni momenti, tipo Adrano e qualche altra società, tutto questo è accaduto, quindi bacchettiamo tutto questo, no? Arrabbiamoci. Ma è normale perché è stato quest'anno forse a livello nella parte bassa è stato il campionato più disastroso negli ultimi 5 anni che mi ricordo io. Insomma, troppe squadre che magari hanno un po' così mollato troppo anticipatamente, che hanno creato un vuoto nella classifica, perché se mettiamo in chiaro la classifica tra la settima e chi lottava per la c'erano 25 punti E di sono differenza. tanti, sono E tanti. quindi c'era un buco enorme. E poi società blasonate, insomma, che non sono riuscite a completare, tipo Ragusa, che mi dispiace sinceramente perché conosco la piazza, vedere retrocedere in una piazza come Ragusa. Diciamo che la piazza di Ragusa sta soffrendo da un paio di anni, prima la scomparsa del Modica, anche se si sta ricostruendo, Ma là la stessa città di Ragusa. ma tutto il ragusano, insomma, non vive un momento così Ma c'è importante. l'isola felice di Marina di Ragusa però, che quest'anno ha vinto il campionato. Momentaneamente sì, anche loro hanno fatto un grandissimo lavoro, stanno investendo, ci è dato l'obiettivo sia quello di campionato sia quello delle Coppa Italia, grande merito all'allenatore che insomma abbastanza caparbio, è riuscito a creare un buon gruppo con i buoni giocatori. Certo. Ma in realtà poi voglio un po' avvalermi della situazione della partita del presidente con il Caltagirone. Mi dispiace per il Caltagirone, Sì, perché anche a me. Non me ne vogliono gli atleti, io scommettevo e andavo a morire su quello che Avevano 2 risultati su era 3, l'unica squadra, no, a prescindere dall'ultima partita, perché secondo me non neanche ci doveva essere il Caltagirone lì. Era l'unica squadra che io pensavo e mettevo fino alla fine che era l'unica che poteva riuscire non davano punti alla Real Aci, che poi invece alla fine si è salvato. Ma non credevo assolutamente che il Caltagirone poteva andare a finire in promozione. Sinceramente, tra quelle che erano sotto, insomma, la vedevo con più motivazione. Aspettiamo a dire promozione, perché l'anno scorso in eccellenza ci sono stati 11 ripescaggi, quindi non è escluso che, lo so, anche però se il Caltagirone è stato ripescato, quindi sarà difficile poterlo no, vabbè, ma non c'è ripescare. più il FAM, mi sembra che da qualche anno l'hanno tolto il fatto di essere ripescato e Ho capito, non va c'è bene. più. non Vedremo c'è loro più- che cosa non c'è più combinerà la Lega, no? Ma io mi auguro per il Caltagirone, perché Piazza è importante. una grandissima città, una bella città, assolutamente. un gruppo societario con gente competente. Ricordiamoci che gente come Parisi, Massimo Parisi non è l'ultimo arrivato, Non è l'ultimo arrivato. è un dirigente che oltre a essere stato un giocatore importante, calcisticamente, insomma. Sì. Allora, tra poco parleremo del Rosolini, perché ci devi raccontare com'è andata la stagione, perché adesso vi voglio fare sentire un po' di testimonianze. Ci sono stati 2 avvenimenti molto importanti nella città di Catania questa settimana, la manifestazione Un Gol per la Solidarietà e anche l'incontro AIAC, dove i tecnici di Catania e provincia hanno incontrato Aimo Diana, l'allenatore della Sicula Leonzio. Li abbiamo messi tutti insieme, così sentiamo il parere di alcuni nomi importanti sui campionati che si sono svolti. Eyes in the sky, gazing far.
E intanto penso che siano stati due campionati molto belli, molto importanti, che hanno decretato un verdetto che vede vincitori due realtà che hanno un passato calcistico straordinario come il Marsala e la città di Messina. La città di Messina, quindi questo spero che serva per alimentare, movimentare ed entusiasmare ancora di più il movimento calcistico siciliano, che ne ha tanto bisogno. Per quanto riguarda le squadre che sono impegnate nei playoff, penso che il Dattilo, come dicevi tu, è una bellissima sorpresa, e il Sant'Agata, che penso sia una squadra che poteva ambire anche a vincere il campionato direttamente, è una squadra che si farà onore insieme al Dattilo in questi playoff, e io penso che potrebbero anche una delle due riuscire a centrare la promozione nel campionato superiore. Biancavilla un pochettino mi ha deluso, ma non nell'aspetto dei risultati, perché alla fine ha fatto un grossissimo campionato come lo Scordia e come anche lo stesso Sant'Agata, che aveva la squadra che tutti declamavano, diciamo, come vincitrice del girone. La sorpresa è stata il Città di Messina, perché praticamente è una squadra che viene dalla promozione, ha tenuto quasi tutti gli stessi componenti dell'anno scorso con qualche innesto, che io onestamente ho visto 2 volte e non mi sono dispiaciuti, anche a livello di gioco espresso in campo. Poi per il resto delle altre squadre si sa, a parte il fallimento, diciamo, dell'Adrano, la sorpresa è poi stata alla fine, a fine campionato, l'Atletico che si è salvato ai play-out. Licata Dattilo, finale playoff. Cosa è successo? Questa sconfitta purtroppo ha chiuso i sogni di un Licata che probabilmente avrebbe meritato, oltre che la Coppa Italia, quantomeno di fare gli spareggi nazionali per andare in Serie D. Sì, ci siamo sentiti, ma non defraudati nel senso peggiore del termine, siamo sentiti come se ci fosse mancato il terreno sotto i piedi, nel senso abbiamo fatto un campionato strepitoso, abbiamo dato tutto, grandissima professionalità, abbiamo fatto tutto bene. Purtroppo a 8 minuti dalla fine abbiamo preso un gol che ci ha condannato, una legge di sport, da quella si riparte, non cancella assolutamente la splendida stagione che abbiamo fatto, anche se ovviamente il rammarico è inutile nascondercelo, è tantissimo. È mancato qualcosa oppure veramente avete fatto tutto quello che era fattibile per arrivare a un passo dalle finali? Di quello che si può dire davanti alle telecamere non è mancato assolutamente niente, mi assumo ogni responsabilità di quello che dico. Purtroppo il calcio non è fatto soltanto di campo. A penalty oggi abbiamo Mascara, allenatore del Giarre, stagione un po' travagliata, c'è stato per un attimo quasi un aggancio importante alla zona playoff, poi che cosa è successo? È successo qualcosa che si è rotto all'interno del rapporto tra società, atleti, tra tifosi, tra progetti che magari erano stati preventivati in una maniera totalmente diversa? Ma la stagione è andata più che positiva, parlo personalmente, perché ho trovato un gruppo di ragazzi veramente fantastici, dedicati al lavoro al 100%, gente che lavora non è mai facile riuscire a metterli per orari tutti insieme, ci siamo riusciti, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Poi purtroppo si sono strada facendo, nell'ultimo periodo abbiamo avuto un sacco di infortunati, un sacco di squalificati, quindi sono venuti a mancare un po' in buon risultato. Non raggiungendo l'obiettivo, la società ha ritenuto opportuno che i 3-4 più grandi che Nel calcio dilettantistico ci stanno anche queste cose. incidevano, ha deciso non di allontanarli, ma di mettersi d'accordo e farli finire prima. La stagione è stata vinta da un straordinario Città di Messina che probabilmente inaspettatamente si è ritrovata in vetta già per buona parte della stagione e poi alla fine ha raccolto un successo insperato. Ma se c'è una squadra che ha fatto 20 risultati utili consecutivi, era ben messa in campo, ben attrezzata, vuol dire che alla fine se l'ha meritato e nessuno gli ha regalato niente. A me quello che è dispiaciuto è stato per il Biancavilla, perché aveva veramente una buona squadra, però come ho detto prima, se di fronte trovi una squadra attrezzata che sa il fatto suo, ben allenata, alla fine è giusto che lo abbia vinta il Messina.
Un appuntamento che sicuramente vi darà la possibilità di conoscere tutto il calcio dilettantistico siciliano. Vi ricordo giorno 1 presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio di Catania, ingresso gratuito a partire dalle ore 18 con la premiazione di tutto il calcio dilettantistico. Saranno come al solito premiate le 2 categorie, l'eccellenza e la promozione, e anche la prima categoria. Per l'eccellenza e per la promozione come al solito miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior allenatore e anche miglior dirigente. Stesso discorso per la promozione, mentre per quanto riguarda la prima categoria il premio riguarderà soltanto il miglior giocatore. Saranno 7 i gironi che vanno praticamente a battagliarsi, e poi stesso discorso per quanto riguarda l'allenatore e il dirigente. Insomma, un appuntamento da non perdere, giorno 1 di giugno, ingresso gratuito alle 18, Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio di Catania. Poi l'intero evento sarà trasmesso da Gold 78 domenica 10 giugno, sempre alle ore 19. Un'altra nota che devo dirvi: domenica 27 invece verranno presentate qui a Penalty le nomination dei giocatori che appunto si daranno battaglia per aggiudicarsi i Penalty Awards. Presidente, diciamolo pure, il Messina che si ritroverà la prossima stagione 2 squadre in Serie D. Città di Messina che sta partendo insomma molto determinata già da adesso, perché le dichiarazioni da parte della dirigenza sono belle, chiare e decise. E soprattutto il Messina che vorrà assolutamente riconquistarsi una buona fetta di tifosi, con il presidente che vuole assolutamente la Lega Pro. Credo che la contemporanea permanenza nella stessa città di 2 squadre, nella stessa categoria, porti bene ad entrambe. Nel senso, diciamo, se vogliamo fare il... Non c'è confusione? No, no, io credo proprio di no, perché credo che sia una piazza notoriamente importante, quella di Messina, e il fatto di avere entrambe le squadre lì pronte a giocarsi e far vedere l'una di essere più brava dell'altra, credo che sia una sfida che, ripeto, alla lunga possa portare bene al mondo calcistico locale, come avviene al nord. Natale, ma così non si rischia un dispendio di energie economiche? Non sarebbe meglio puntare a questo punto tutto su un'unica società, su un'unica matricola, su un unico tifoso? Ma la cosa più giusta sarebbe questa, però ci sono 2 presidenti, ci sono 2 realtà, ci sono delle cose che noi non sappiamo e sono loro che devono riuscire a capire qual è il loro futuro. Mi auguro che entrambi facciano un buon campionato e soprattutto Messina possa uscire fuori. Quindi tu non sei per la divisione? Ma io sono per quello che si può fare, non sono per quello che non si può fare, quindi se la divisione deve essere divisione, rimane divisione, se deve essere unione è di unione, però non siamo noi a decidere. Certo, ci mancherebbe. Realtà, anche perché il Città di Messina, dalle dichiarazioni da parte dei dirigenti, del presidente, sono chiare, no? Cioè, il prossimo anno noi vogliamo essere una realtà che giocherà in Serie D e ci chiameremo Città di Messina, cioè sono molto determinati in questo senso. Io conosco il presidente e quindi è una piccola realtà, una famiglia, e loro sicuramente faranno un campionato per le loro possibilità, battagliando anche in Serie D, e sicuramente saranno protagonisti anche in quel campionato. Certamente. Massimo, continuando sempre in questo girone del campionato di eccellenza, del girone B, sottolineiamo che questo Città di Sant'Agata, guidato da Bellinvia, si giocherà una fase nazionale tentando questo aggancio all'ultimo minuto, con l'ultimo treno per il campionato di Serie D. E la dimostrazione, ancora una volta, ormai non lo diciamo praticamente fisso qui all'interno di Penalty, che la provincia di Messina si muove con grandi numeri, una marea di giocatori interessanti tra l'eccellenza e l'interregionale e secondo me anche nella promozione. C'è un bacino dove si attinge con una certa facilità. E non dimentichiamo il Camarro, dove praticamente anche lei, la stessa Ionica che ha vinto il campione di promozione, esatto. il Gerace che ha vinto il campione di promozione, cioè veramente è la dimostrazione. Diciamo che rispetto a noi c'è un po' più di organizzazione societaria in più, non perché qui i giocatori, diciamo, dalle nostre parti manchino, al contrario. Qui forse manca un po' la testa pensante, nel senso che molte società non hanno questa... Lì vivono, diciamo, secondo me, una certa tipologia un po' più professionista, dove nel senso che se si permettono dei giocatori importanti come Mincica, Isgro, Lupo,
chi ha Evidentemente. evidentemente ci sono anche le risorse economiche per poter portare un progetto importante. Certo. Natale, tu hai incontrato il città di Sant'Agata, che tra l'altro giocherà con la Fragolese, quindi insomma sarà una partita impegnativa, una partita che insomma non è facile vincere, perché No. comunque tu queste finali le hai fatte, No, sono sempre un terno all'otto. I playoff nazionali sono tutt'altra cosa rispetto a quello che si può vivere a livello interno come playoff. Sì. Lì contano gli episodi, contano arrivarci bene a livello mentale, Mentale soprattutto. soprattutto è arrivarci bene a livello fisico, perché credo che la finale addirittura si giocherà a metà giugno. Sì, quindi proprio sarà lì. lunga Quindi- questa fase, anche troppo lunga secondo me. Esatto, però diciamo che il cammino è questo. Io credo fortemente nella squadra, cioè nel Sant'Agata, credo nei propri giocatori, credo nell'allenatore perché conosco benissimo, però so anche che il campo è un'altra cosa, le partite si devono giocare, si devono affrontare, e la Fragolese non è l'ultima arrivata, perché ho seguito un po' il cammino di questa squadra. È tosta. Squadra è tosta, importante, è tosta, è tosta. Squadra importante. Voglio parlare del Città di Rosolini, possono già partire alcune immagini di questa squadra siracusana che insomma ci ha sorpreso. Nella parte iniziale andavate come il vento, poi che cosa è successo Natale? Ci sono stati dei cambiamenti nei rapporti con la società, tra i giocatori, forse qualcuno evidentemente non voleva che questa squadra più di tanto rendesse in campo. Io ho avuto questa sensazione da spettatore esterno. Ma io quello che posso dire è che di aver fatto insieme ai ragazzi un lavoro eccezionale. Fermo restando che a fine giornata d'andata noi eravamo secondi. Infatti. Abbiamo portato a fine campionato 2 giocatori a doppia cifra. Abbiamo avuto vice capocannoniere del girone che è Simone Melluzzo, un Sì. 93 sconosciuto. 93, Presidente, guardi, Un giocatore 93, che fa piacere quando ci sono un questi giocatore ragazzi che in 18 campo, gol, 18 gol le aveva fatte in tutto il periodo che lui ha giocato a calcio, invece l'ha fatto quest'anno, di cui uno all'andata quando lei non c'era, bellissimo, sì, con l'Atletico. C'era un giocatore straordinario che era Gigi Implatini, dove l'età per lui non conta. Dai ragazzini abbiamo portato 2 99 rappresentative regionali di Carlo Breve, 2 99 importanti. Insomma, avevate una squadra abbiamo giovanissima. fatto all'Ero di Punti il campionato dove si è raccolto più punti nella storia dei Rosolini. Siamo riusciti insieme ai ragazzi a portare più di 800 persone al campo. Avete un campo tra l'altro bellissimo, erba sintetica, Presidente, L'avessimo noi. Lo state guardando questo campo, Sì. è meraviglioso. Però quando poi alla fine non si riesce a tenere ciò che hai in mano, ti devi fermare. Quindi a dicembre, Presidente, nonostante le piccole cose che sono successe con me, ma questo non c'entra niente con il calcio giocato, Sì. lui ha fatto un grandissimo lavoro, era da solo, quindi non si è riuscito a migliorare quello che era la squadra, perché parliamoci chiaro, io sono arrivato lì, mi è stata chiesta A metà stagione tutti si risistemano. ma quindi guarda, la squadra... l'accordo mio era quello di conservare la categoria, quindi io non posso dire che sono andato lì per ottenere vincere. qualcosa. Sono andato lì perché io devo conservare la categoria. E questo qua quindi è stato raggiunto, secondo me. Poi alla fine i conti in tasca li fa il Presidente, le risorse ce l'ha il Presidente e noi ci dobbiamo... Non hai nulla da rimproverarti in poche No, parole. no, assolutamente, né io né ai ragazzi né alla società né a quello che insomma. Oggi è rimasto un grandissimo rapporto con tantissime persone di là, ho conosciuto grandi persone, direttore sportivo con cui vivo giornalmente ancora oggi, rapporti di amicizia che è Fabio Cavallo, una persona eccezionale. Tutti i tifosi insomma legati, deve pensare che giovedì scendono una rappresentanza di tifosi, i fedelissimi a Catania e abbiamo una cena. Quindi il rapporto e quindi è queste rimasto cose sono chiaro quelle che e poi alla duraturo. fine Presidente rimangono nel calcio, restano nel calcio e poi tutto è contorno, sono delle situazioni che assolutamente vanno d'accordo. a scemarsi. Nei rapporti, quando c'è questo bel feeling, soprattutto in quelli che lo vivono a 360 gradi, che sono i tifosi, sicuramente è tutto molto bello. Presidente Sì. Drago, tifosi importanti, la domanda gliela devo fare a questo punto. Prossima stagione che facciamo? Perché poi voglio sentire anche tutti gli altri ospiti parlare anche del loro futuro, no? Perché
il futuro degli allenatori è avere una squadra, indubbiamente. Se poi questa squadra, insieme alla bella società, ha un bel, chiamiamolo progetto, però la parola è stata super usata, fa sempre piacere. Che facciamo? La prossima stagione da dove parte l'Atletico? Partiamo stavolta dalla normalità sin dalla prima Oh, giornata e già questo è un primo successo. e fino all'ultima si spera, e ovviamente l'obiettivo intanto è mantenere la categoria con questa ritrovata normalità. Poi a dicembre si fanno i bilanci. Normalità intendiamo Normalità intendo resettare intanto tutto lo staff tecnico, lo staff organizzativo, i dirigenti, perché poi i dirigenti sono fondamentali in una società. Non è possibile pensare che solo una persona, il presidente, sia l'unico responsabile e che debba fare tutto a 360 gradi. Io credo che i dirigenti che accompagnano il presidente aiutano a formare un progetto più chiaro e più tranquillo. Guardi, il presidente deve dare l'indirizzo politico alla squadra, poi i dirigenti, ciascuno nel suo ruolo, devono però riuscire a tradurre questo indirizzo in atti concreti, in decisioni da prendere nell'immediato. E secondo me la coerenza dello stesso presidente nel poi fidarsi e comunque dare seguito alle deleghe è il segreto, per cui per esempio quando il calciatore poi si rivolge direttamente al presidente per certe questioni o allora lì salta piuttosto tutto. al direttore generale per certe questioni e il rispetto dei ruoli salta tutto. Salta tutto. E lì non si va assolutamente avanti. Quindi allora a questo punto si riparte da una nuova organizzazione, credo societaria e quindi anche tecnica indirettamente. Ci conferma che ha confermato Richichi? Bella domanda questa. Assolutamente no, perché sì. ormai è iniziato il calciomercato, Presidente. Sì, ormai sì, si dibatte a 360 gradi ma su del nomi resto, e società. del resto il lavoro che ha fatto Antonio in questi 3 mesi è stato eccellente perché è riuscito a imprimere quella giusta tensione, perché comunque è uno che riesce a imprimere le tensioni, Antonio Richichi, non so, tu che lo conosci bene, e devo dire che ha trovato dall'altra parte anche dei giocatori che disponibili a farsi imprimere quella giusta tensione. Corona rimane o torna ancora in campo? Allora posso dire questo, che ha espresso il desiderio di iscriversi al corso di direzione quindi sportiva. Ha finalmente deciso Poi, cosa farà da grande. Il fatto, nulla osti che possa fare entrambe le cose. Certo, poi in questo caso doppiamente contenti, addirittura segnato il gol che vi ha dato la permanenza in eccellenza. È stato un gran trascinatore e comunque l'esperienza è fondamentale. In campo qualcuno diceva certo non è un SH quando corre, ma per forza la sua età. Però è Corona. Però è Corona quando la parla di vede la porta, come si suol dire, no? Vede la porta. Un termine che si usa molto. Il passato non si può dimenticare. Il passato non si può dimenticare. L'ho avuto come giocatore a Scodia, quindi giustamente, sì. In Serie D. Allora, il passato non si può scordare e allora a questo punto la domanda te la faccio anche a te. Il passato non si può scordare, nel caso tuo è un passato più che positivo, insomma l'esperienza di Scordia ti ha segnato, ti ha maturato, sei diventato allenatore professionista e adesso il presente lo abbiamo raccontato, guardiamo il futuro. Poco fa si parlava di presidenti, i presidenti devono avere una cosa importantissima che devono trasmettere, l'ambizione. A proposito di Scodia, lo Scodia c'ha un presidente che è Rosario Che è ambizioso da sempre. È ambizioso, quindi quel fattore là, presidente, è importante. Trasmettere quell'emozione, trasmettere quella voglia di essere ambizioso alla squadra è un input in più, è una marcia in più, perché parliamoci chiaro, i presidenti sono i valori aggiunti se lo vogliono, e quindi lì a Scodia c'è veramente un valore aggiunto che è Rosario, a prescindere dalle risorse economiche che mette, anche di quello attenzione, quelle sono importanti. Sono importanti, ma ci sono tanti presidenti, vedi Biancavilla, vedi tante realtà dove, Paterno stesso, dove hanno messo risorse, hanno messo tantissime risorse in campo, presidente, però alla fine non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Bene o male lo Scodia ha fatto un grandissimo. Da buon allenatore stai sviando la domanda che ti ho fatto. Il futuro di Natale? Il futuro di Natale è quello di avere la fortuna di meritare un presidente per bene. Perfetto. Poi, se lo trovi vuol dire che allora hai trovato la squadra. Io quello che mi auguro è questo. Poi per me non contano tutto il resto. Avere a che fare con un presidente e avere la fortuna che il Signore ogni giorno ci manda dal cielo di
rimanere in questa era con la salute È la cosa più importante. Poi tutto il resto è contorno nella vita. Come diceva anche la canzone di Franco Califano, tutto il resto è La poi passione, noia. c'è anche no, chi fa il mio mestiere, quale mestiere lo è? Se non c'è la passione, devi cambiare mestiere. La passione non mancherà neanche... Quella è quella che fino ad oggi è quella che ce n'ho tanta Bravo. da vendere. Allora, E non quindi ti è quella mancherà che mi porta per sempre... la prossima stagione. Ti Ma mancherà. io credo sempre nel lavoro, credo sempre nella stima delle persone, nell'amicizia. C'è stato già qualche contatto? Siamo dubbiosi. Io non sono come tanti, leggo tutti i giorni di allenatori oggi, anzi Gli 10 anni allenatori fa, con gli sponsor. che già hanno 2 o 3 richieste. Addirittura. Leggevo, sì, io a oggi ufficialmente non ho avuto nessuna richiesta, non ho nessun contatto, quindi non c'è niente da nascondere. Però non ti c'è guardi niente in giro da però, vergognarsi, giusto, mister? Però ti guardi in giro, ti guardi in no, giro. io mi guardo per quello che sono io, sono gli altri che devono guardare e notare Natale Serafino. Se hanno questa cosa, bravo. sì, D'altra parte il altrimenti curriculum ormai parla, c'è una bella TV a casa di 55 pollici. E te la dove- godi in sì, TV. esatto. Però l'allenatore che si gode le partite in TV, la partita Io- lo fa soffrire di più, guarda, ne sono Io ho pienamente preso il convinto. patentino nel 2002, il primo patentino. Sì. Dal 2002 a oggi ho allenato tutti gli anni. E io ringrazio il Signore di questo. Io dal 2002 a oggi ho allenato tutti E quindi, gli anni. sotto questo punto di Quindi vista, ti quello puoi già è ritenere- una fortuna. Quindi se un anno magari tu non riesci a trovare squadra, non cambia niente. Non cambia ancora. niente, anche perché poi... Vedo, no, ma No, non ma dico anche perché poi così uno ha anche la possibilità di io guardarsi non un sto po' in dicendo giro, non vedere i trovo- io non sto giocatori, dicendo vedere no, società, no, vedere io dico squadre. non trovo squadra o non c'è squadra. Ah, beh, sì. Io ho avuto la fortuna di allenare da 2002 a oggi tutti gli anni. E quindi questo è quello che È ringrazio. una cosa positiva questa, Esatto. perché non è che ci sono questi numeri con altri E allenatori. qualche campionato si è vinto, quindi non è che alla Certo. fine- Massimo, invece sei rimasto un po' al palo quest'anno, secondo me ingiustamente, ma questo come al solito lo dico io, non lo dicono gli ospiti, i nostri allenatori che ci vengano a trovare. Troppi allenatori, perché secondo me anche su questo dovremmo aprire un dibattito, perché secondo me troppi allenatori immessi sul mercato poi alla fine ingolfano i posti che sono sempre più limitati. Quindi è chiaro che è difficile trovare un ingaggio, però è anche vero che, come ha detto giustamente Massimo, e scusami Natale, molti allenatori con la proposta di partners che lo accompagnano spesso e volentieri vanno ad occupare posti, non dico immeritati, però che probabilmente non andrebbero occupati in quella maniera. Cosa ci fa pensare questo? Che la figura dell'allenatore deve essere solo quella dell'allenatore e basta. Gridiamola ad alta voce, è un segno di protesta che noi facciamo a 360 gradi, molti ospiti lo fanno, molti allenatori lo fanno, però si continua sempre a discutere e mai ad agire, perché comunque esistono queste realtà. Preferisco non allenare che Guarda, è la frase che dicono tutti questa. passare per quello che porta economia. Preferisco rimanere a casa con la mia splendida famiglia che uscire su qualsiasi social per quello che porta sponsor o gli toglie economia a casa per amore di allenare. Senti Massimo, ma tu a questo punto, dopo quest'anno alla finestra, cosa pensi che sia ideale una bella promozione stabile anche con la prospettiva, oppure ti senti un po' ingabbiato in questa categoria e vorresti magari qualcosa di più? Per me non conta Non la conta. categoria, posso allenare anche in terza categoria, basta che trovo, come diceva il mister, la persona giusta che intende il calcio come lo intendo io. Sono parole sagge di un allenatore, allora noi devo fare come me lo per la possiamo risposta- dire. per la risposta. Beh, chiaro, ma io No. gliela faccio apposta perché so che le Allora, per la conosco le risposta. personalità dei miei ospiti, quindi È stato bravissimo. è vero. Però è anche vero, Natale, che in questo momento in giro ci sono queste voci di partner che accompagnano, Ma i dirigenti. Ettore, un allenatore che entra in uno spogliatoio importante e lo spogliatoio sa, perché poi alla fine lo spogliatoio sa Come è arrivato lì quello che quell'allenatore? succede. Con quale coraggio e con quale facilità di insegnamento, di dialogo deve avere quell'allenatore nei confronti di un giocatore. È impossibile. Credo Viene massacrato che dagli stessi sarebbe giocatori. veramente, È vero. quello è, diciamo, chiude lì. Poi il resto ognuno è libero di fare quello Chiaro, che chiaro, vuole. poi ognuno si assume le proprie No, responsabilità. è libero di certo. fare quello che vuole. Certo. Attenzione, io non In condanno, questo non caso, condanno chi lo fa. chiaro. Anche se ognuno- la colpa non è che deve ricadere solo ed unicamente
verso gli allenatori. Anche i dirigenti dovrebbero in un certo senso capire che non sempre gli allenatori sono bravi, soprattutto se vengono con dei partner che li accompagnano per sostenere, come spesso succede, la società dal punto di vista economico. Io non mi vergogno a dirlo perché è un dato di fatto ed è una realtà che dobbiamo denunciare. Sicuramente non sarà nel caso dell'Atletico, però è anche vero che l'Atletico deve partire con altri obiettivi, deve partire con un obiettivo tecnico ben studiato a tavolino, con diciamo, gli accompagnamenti economici sicuri e stabili. Esatto, gli accompagnamenti economici vengono, direi, prima, le valutazioni del budget vengono prima, su quelle costruisci l'obiettivo e distribuisci queste risorse tra le persone di cui ti fidi, in modo tale che normalmente, almeno sulla carta, non ci possano essere grosse sorprese. Poi, per carità, siamo esseri umani, si può sbagliare, si può puntare su una persona da cui ti aspettavi qualcosa che poi non è arrivata, ma questo sia da parte della società verso lo staff tecnico e i giocatori che al contrario. Chiaro. Presidente, scusa se... E poi gli obiettivi spesso si costruiscono con il gruppo, con le persone che ti accanto, non con i soldi. Io ho avuto questa esperienza, le persone che lei si mette accanto con il gruppo a volte cambiano gli aspetti, magari con delle risorse magari limitate riesce attenzione, a per qualcosa... gruppo non intendiamo il clan, perché gruppo società, squadra, tifosi, perché sennò si rischia di sbagliare. E quindi a volte le risorse magari che sono limitate riesce a ottenere delle cose straordinarie. I risultati si ottengono con il gruppo. Città di Messina, partiamoci chiaro, è l'esempio di quello che è il rapporto budget e risultati. Allora, passiamo ai saluti. Rascia finale, Presidente, noi siamo contenti della sua presenza oggi qui a Penalty, siamo contenti perché ci ha portato questo nuovo impegno con l'Atletico per la prossima stagione. Ha detto bene, si sta già organizzando, allora noi non dico che lo aspettiamo al varco, ci mancherebbe, non siamo qui per puntare i fucili, però siamo contenti quando una società parte con delle idee ben precise oggi, adesso che è finito il campionato qualche settimana fa, perché da lì si può costruire bene per tutto il resto della successiva stagione. Guardi, le dico che sul piano delle idee del futuro ci abbiamo già cominciato a pensare ancora prima che finisse il campionato e ci eravamo detti comunque vada, noi faremo questo e con queste persone. E sicuramente saranno le persone giuste per portare in alto comunque un Atletico Catania che in fatto di storicità chiaramente non è inferiore, secondo me, a tante altre società. Natale, grazie per essere venuto. Grazie sempre a te. Bocca al lupo per la stagione prossima. Speriamo bene. L'anno scorso, l'ultima volta che sono venuto, c'era Gaspare. Sì. Hai portato bene a Gaspare. Ho portato bene a Gaspare. Dopo una settimana Gaspare ha trovato la squadra. Infatti, speriamo che ma io porto sempre fortuna a Penalty. Sia a me che al mister per l'anno prossimo. Anche per la prossima stagione. Quindi, grazie. Sarai avvisato il primo. Grazie a Natale Serafino. Un saluto e ringraziamento anche a Massimo Scrivano, che io ho avuto come portiere alla Sicula Leonzio, anzi alla Leonzio per essere più esatti, e mi ricordo quanto era importante il suo ruolo nello spogliatoio, a parte che era il capitano, però è anche vero che aveva già un linguaggio giusto da allenatore, quindi io sono sicuro che bisogna essere ottimisti per la stagione prossima perché le qualità non ti mancano e io lo dico sempre ad alta voce perché conosco le persone e quindi mi vanto di essere un tipo che sbaglia poco in queste cose e credo che tu abbia delle buone qualità. Grazie, gentilissimo, e a voi per l'invito. Grazie dunque a Massimo Scrivano. A questo punto vi facciamo vedere l'evento di giorno 9 allo stadio Angelo Massimino di Catania, dove si sono riuniti per una gara di solidarietà molti artisti ma anche molti sportivi siciliani e non. È stato un evento che è stato coinvolgente, tantissimi ragazzi in uno stadio stracolmo per divertirsi e soprattutto con un obiettivo, quello della solidarietà. L'evento organizzato da Luca Napoli e noi siamo contenti perché eravamo presenti e adesso ve lo facciamo vedere perché ve lo vogliamo raccontare così.
L'evento Un gol per la solidarietà ritorna ancora una volta, 13ª edizione, nella splendida cornice dello stadio Angelo Massimino di Catania. Quest'anno chi alleni ufficialmente? Ancora una volta la nazionale giornalisti per 2 eventi consecutivi abbiamo vinto la Coppa, quindi mi hanno detto non c'è 2 siete 3, comunque ha vinto la solidarietà, questo è fondamentale, quindi la Coppa è per la solidarietà. Cristiano, essere qui oggi secondo me è un doppio successo, intanto perché c'è la solidarietà e poi perché finalmente ti vediamo ancora una volta giocare a pallone, che è un po' secondo me il tuo vecchio amore. Sì, lui mi conosce molto bene, sa che io e il pallone siamo totalmente negati, siamo 2 cose totalmente opposte, però sono contento di essere qui, questa credo sia la 13ª edizione, noi siamo stati promotori di questa iniziativa insieme a Luca Napoli che è il patron di questa grandissima manifestazione e insieme ad Ettore l'abbiamo seguita sin dall'inizio. Questa è una grande famiglia, senti che già chiama qualcuno, arrivo, ti chiamano, no? Perché adesso loro non sanno che C'è la fase di preparazione negli spogliatoi anche, no? lo sai qual è la mia fase di preparazione? Io adesso metto il completino, arrivo in campo, facciamo la foto di rito, poi c'ho tutti i ragazzi, le interviste e poi a muta Vai via. io mi defilo, mi cambio, rimango là a guardarmi la partita. Secondo me lo fai perché così c'è l'acqua calda in doccia. Bravo, vedi che Ettore ha capito? Perché poi una volta che finisce la partita si crea un macello nello spogliatoio. Invece se tu arrivi muto prima, c'è l'acqua calda, non c'è nudo, ti cambi con tranquillità e te ne vai a casa. Senti, chiudiamo questa bella parentesi con questa stagione televisiva tua che è stata ancora una volta di grande successo, di grande impatto, il tuo volto gira sempre di più, sei soddisfatto di questo tuo ruolo da personaggio pubblico sempre più forte? Guarda, è stata una cosa meravigliosa, io ne approfitto veramente per salutare e ringraziare tutto il pubblico che mi ha seguito e che mi ha sostenuto, perché i primi anni sono stati degli anni molto difficili e adesso raccogliamo i frutti, quindi grazie di cuore e spero insomma che possa proseguire e se non proseguirà faremo altro. Ci sono sempre stato, tranne l'anno scorso che ero impegnato perché c'era la concomitanza con la finale di Coppa Italia del Troina a Firenze, ma vanto una presenza meno dell'arco di manifestazioni, quindi è una mia presenza costante. E comunque il fatto che ci siano parecchi ex calciatori o comunque delle star appunto di questo star system fa sì che comunque i ragazzi vengano stimolati a esserci e Luca Napoli fa una cosa veramente degna di grandissimi meriti. Ma penso che se la 13ª edizione il segno lo è lasciato nel corso degli anni. Va detto e va fatto un plauso a Luca Napoli, a tutti gli organizzatori perché sotto c'è un lavoro straordinario che finisce oggi questa partita e già da domani si lavora per il prossimo anno. Sono bravi, sono competenti, riescono a coinvolgere tutta la città, i giovani, a fargli capire che purtroppo c'è gente che è poca fortunata. Solidarietà, beh allora in questo caso tac, arriva subito Del Vecchio. Buongiorno a tutti, è sempre un piacere tornare a Catania, una città con cui ho avuto un bellissimo feeling, poi per queste occasioni approfittiamo per essere presenti. Diciamolo pure, non si può mancare a un evento di questo genere. Ma certo che no, anche perché è un evento con un fine nobile e quindi noi persone tra virgolette conosciute è giusto che diamo la nostra presenza e diamo il nostro contributo per una bella causa. Beh, ancora una volta presente sempre all'appello di Luca Napoli. Beh, non si può non essere presenti all'appello di Luca e all'appello di chi chiede aiuto. Il nostro lavoro
diciamo, ci impone, e lo facciamo volentieri, anche di mettere la nostra faccia, se vuoi anche un po' di popolarità, a disposizione di cause importanti. In questo caso ci divertiamo pure perché giochiamo anche a calcio e io faccio parte di questa nazionale artisti, la All Stars Sicilia, che è nata proprio con questo scopo. Ci divertiamo, giochiamo, diamo 4 calci al pallone e poi davanti a un pubblico così straordinario nel nostro stadio al Massimino, Più bello di così? ovviamente diventa tutto ancora più bello, per cui io le ho fatte tutte dalla prima ad oggi e ci sarò sempre fino a quando riuscirò a camminare, a muovermi, a correre. Anche Samuel qui ha un gol per la solidarietà. Beh, un'iniziativa a cui insomma non potevi certamente mancare dopo questo bagno straordinario di notorietà di X Factor. Sono contento di essere qua oggi perché abito a Catania, quindi è una cosa che devo partecipare per forza. Stai preparando qualcosa per quanto riguarda la produzione estiva? Sì, per quello stiamo lavorando sul disco, ma forse non sarà in Italia, non si sa ancora. Ma canterai in inglese chiaramente. Sì, canto in inglese perché è la mia prima lingua, quindi... I need your love, Father. I cried so much, I don't know how to serve. I don't know how to serve. Lorenzo, nel nome dell'amore, ma in questo caso nel nome della solidarietà, la tua presenza è doppiamente importante. Sono sempre molto vicino al sociale e quando si tratta di temi come la solidarietà diciamo sempre un'attenzione particolare, e per me oggi essere qui è anche un gesto importante per tanti giovani. So che le tribune saranno piene di ragazzi e quindi non è solo una presenza così fisica, ma è proprio un messaggio quello che voglio dare, che c'è sempre speranza e facendo solidarietà si può avere davvero tanto risultato. Ancora una volta Catania risponde sì, presente per questa straordinaria giornata dedicata alla solidarietà, il sindaco presente, meglio di così, una giornata meravigliosa. Guardi, è un maggio pieno di sport a Catania. Ieri il Giro d'Italia con queste immagini meravigliose, domani il Giro che ritorna qui da noi e sale sull'Etna, e poi anche Corri Catania fra qualche giorno. Oggi lo stadio Massimino pieno di migliaia di ragazzi in un'atmosfera festosa per dare una carezza a coloro i quali sono in una condizione di sofferenza. Ecco perché il Comune partecipa, ecco perché il Comune dà lo stadio, ecco perché io sono qui per incoraggiare un'azione in cui Catania fa squadra nel tentativo e nella voglia di dare un'azione bella, positiva, come questa Catania sa esprimere nei momenti migliori. Tra l'altro non soltanto giovani, ma veramente tanti catanesi. Sì, bellissima, ma anche la squadra, ho visto che le squadre sono miste, ci sono persone, donne e uomini di ogni fascia d'età e mi fa particolarmente piacere. È una bella immagine della città che stiamo proiettando. Luca, ancora una volta Catania risponde alla grande a questa straordinaria tua iniziativa che da 13 anni accompagna anche lo spettacolo a Catania. Sì, una manifestazione dai temi veramente immensi, innumerevoli, e quello che stiamo vedendo è un esempio per tutta l'Italia, quindi siamo orgogliosi di avere questo grande cuore. La solita domanda che ti faccio sempre, pronto già per la prossima? No, almeno oggi no, da domani vediamo.
Rientrati in studio, amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, stagione numero 7, stagione che volge ormai al termine. Come tutti ben sanno, giorno 1 ci sarà questo evento, la sua quinta edizione, Penalty Awards, tutto il calcio dilettantistico che va in passerella con la premiazione dei migliori atleti nelle categorie dell'eccellenza, della promozione e di prima categoria. Ingresso gratuito, non dimenticatelo, giorno 1 giugno alle ore 18 presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio. Poi l'intero evento lo potrete vedere su Gold 78, canale 78, naturalmente domenica 10 a partire dalle 19 e la replica lunedì 11 a partire naturalmente dalle 23:30. Voltiamo pagina perché adesso dobbiamo chiacchierare in questa parte finale della stagione con allenatori, giocatori, presidenti, anche per capire un pochettino come è andata la stagione e come potrebbe essere la stagione che partirà poi naturalmente a fine agosto. Vado subito a salutare il mio vecchio carissimo maestro di calcio, Turi Di Stefano. Buonasera mister, come stai? Buonasera a te, ai nostri telespettatori che so È che da un sono... po' di tempo che non venivi a Penalty. Beh, non mi hai chiamato. No, quindi... non è che non ti ho chiamato, è che tu spesso e volentieri ci abbandoni, ma No, io ci ho sorrido parlato, a questo. no, vedi, sto siccome scherzando, ci è stato un mancherebbe. anno tutto dedicato al Catania. È vero. Quindi per cui tu lo sai. Sì. E quindi, però non posso mai abbandonare il mio mondo, che è il diretto di È vero, è vero. quello il mio È mondo. stata una stagione pienissima, no? Città di Messina che vince il girone, Sì, stesso appunto. discorso per il Marsala, il Licata che perde inaspettatamente la finale playoff contro il Dattilo, il Sant'Agata di Santino Bellinvia che si va a giocare una finale nazionale per un ripescaggio, il Troina che ahimè perde ai rigori, no, insomma chi più ne ha più ne metta in Ma questa vede Ettore, intanto un plauso stagione. a Peppe Pagana perché ha fatto cose straordinarie, È una vero. cittadina bellissima, io ci ho allenato quindi so che questa cittadina vive di sport eccetera. Peppe Pagana ha fatto un lavoro con il presidente, non so chi sia perché non lo conosco, ha vinto il campionato a mio avviso. A Quindi prescindere da quello no, che è ha chiaro, dato a pari punti, oggi con la a Reggio. Vibonese, poi Caccia del Record, sai, una lotteria, È un ternallotto. ha perso purtroppo 5-3, però un merito va, e oltretutto al Vibonese, del mio amico anche Nevio Orlando, ex allenatore anche della Regina. della Regina, eccetera, eccetera, quindi e vive il calcio. E questo- viva il calcio, perché questo è lo slogan da sempre di Turi Di Stefano e siamo doppiamente contenti perché lui quando lo dice ad alta voce qui a Penalty siamo super felici. E un po' meno felice il prossimo ospite che ci è venuto a trovare in questa seconda parte della nostra trasmissione perché la stagione è la partita con tanti propositi. Strada facendo qualche cosa non è andato per il verso giusto, parte finale, nuovo allenatore, cambia tutto, si aggancia alla zona play-out, lo spareggio purtroppo poi alla fine viene perso. Parliamo del presidente del Motta Sant'Anastasia, ovvero Mario Patti. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera a lei, grazie dell'invito. Ho detto tutto? Ho detto tutto? Il percorso del Motta è stato questo. Quest'anno. All'inizio, venivate da una super bellissima promozione, all'inizio tutto era perfetto, poi qualcosa si è rotto. Perché è successo? Perché lei, il Presidente, qualche cosa ce la deve dire adesso, non tanto a me, ma ai telespettatori di Penalty. Ma giustamente, sicuramente l'inesperienza ha fatto tanto, giustamente come avevamo parlato allora. Mi ricordo. Giustamente anche poi la struttura è importante, è un campionato però diverso dalla prima, non c'entra niente con la prima categoria. Non eravate pronti? Oppure troppo entusiasmo ha fatto saltare il banco? Sì, l'entusiasmo c'è stato, quindi automaticamente noi siamo un gruppo, diciamo, chiamata una famiglia, anche sia l'allenatore sia tutti i dirigenti. Quindi attenzione, il calcio dilettantistico deve essere anche questo. Sì, però, ma deve essere così in tutto, diciamo, lo sport, lo sport. Non c'è, diciamo, una persona che ha un compito ben definito. Noi siamo, anche quello mio, diciamo, a supporto di una società che vuole andare avanti nei migliori dei modi, anche si è visto fino all'ultimo che eravamo compatti, diciamo, per andare a qualche risultato non vi è venuto incontro e quindi purtroppo siete dentro stati casa costretti. stesso abbiamo perso dei punti fondamentali perché alla fine erano 3 i punti che ci toglieva dalla zona play-out, dalla salvezza. Ecco, fino all'ultimo ci potevamo tentare come abbiamo fatto, però Mai darsi per persi, perché secondo me
insomma poi lei ce ne parlerà in modo diretto, probabilmente c'è un'idea di ripescaggio, quindi creare i presupposti per poter sicuramente fare una stagione più che interessante. Beh, mi parlava di campo, guardi che ci sono molte società che questo campo non ce l'hanno neanche, cioè si piange con un occhio, però... No, ma io dicevo il campo in se stesso, questo volevo sottolinearlo, il campo diciamo va bene, e diciamo la struttura per gli allenamenti che non va senza illuminazione. Ho capito, quindi la sua denuncia è su questa cosa qui. Sì, solo perché per gli effettivamente il allenamenti. campo Poi meno male c'è. lo spogliatoio va benissimo per la partita. Manca l'illuminazione. Manca l'illuminazione. E per un calcio dilettantistico ci vuole, perché bisogna allenarsi la sera. E poi giustamente c'è un'altra società che è una seconda categoria, dove l'amministrazione, lo devo dire, ci ha fatto allenare insieme, diciamo, negli stessi giorni e stessi orari, diciamo, di un'altra categoria che non ci ha dato l'opportunità, la priorità di allenarci, diciamo, prima di loro o dopo. Alla fine... Insomma, queste sono contrarietà che poi alla fine incidono anche sull'andamento di un campionato. Comunque adesso continueremo a parlare ancora del Motta, perché non so se avete notato, ma nella sigla iniziale quest'anno di penalty c'erano 3 giocatori anche di una certa qualità. Uno è Carozzo dell'Atletico Fiumefreddo, l'altro è Palazzolo del Mister Bianco e il terzo giocatore, che tra l'altro era il portiere, è il portiere di questo video che appunto rappresenta la sigla iniziale di questa stagione, si chiama Gaetano Romano, e noi Gaetano Romano ce l'abbiamo qui adesso. Ciao Gaetano. Buonasera, ho fatto una carrambata. E ti abbiamo visto nelle vesti anche di attore in un certo senso, però voglio parlare della stagione. La San Pio ha fatto la sua onesta stagione, forse probabilmente in società volevano questo ed è andato tutto per il verso giusto, no? Sì, siamo partiti con qualche difficoltà, soprattutto inizialmente, le prime partite abbiamo avuto qualche difficoltà nel fare punti che derivava dal fatto che non era possibile spesso, diciamo, allenarsi tutti insieme per motivi di lavoro. Poi superato questo momento iniziale abbiamo ingranato e abbiamo raggiunto una salvezza tranquilla e meritata. Anche perché negli anni la San Pio ci aveva sempre abituato a campionati anche di un certo rilievo, no? Tra play-out, cioè tra play-off e zone proprio a ridosso della prima posizione, finali nazionali. Vederla relegata, insomma, metà classifica un po' ci ha sorpreso. Allora io dico, potrebbe essere, volendo, la stagione 0, avete resettato tutto. Lo so che a te non te la vuoi fare questa domanda perché tu sei un giocatore, però adesso è da parecchi anni che sei con loro, no? Sì. No, quindi conosci bene o male i loro obiettivi. L'hai letta bene, nel senso che il presidente veniva da una stagione che l'aveva un po' provato, il sodalizio per la formazione del Pedara San Pio. E probabilmente al termine della scorsa stagione calcistica anche lui stesso nutriva qualche dubbio, qualche perplessità nel continuare quella collaborazione. E poi gli addetti ai lavori, lui stesso, tutta la famiglia San Pio ha convinto, lui stesso si è convinto nel continuare, e allora ha costruito questa squadra chiaramente con un budget, delle risorse più limitate rispetto a quelle che erano quelle dello scorso anno, però con la volontà di fare un campionato dignitoso e salvare il Ci siete titolo riusciti, anche perché poi con l'avvento anche del nuovo mister Saro De Cento avete ancora di più resettato, compattato, e appunto alla fine il risultato di una salvezza giunta abbondantemente prima della fine della stagione è stato più che meritato. Turi, ma hai seguito quest'anno l'eccellenza oppure hai guardato soltanto giovani in giro? Ho visto poche partite, anche se io abito a Mascaluci, ho visto 1 o 2 partite della San Pio, no? Sì. Che oltretutto giravo, quindi non Chiaro, avevo il tempo di... No, io volevo fare un plauso a tutte e 2 società, perché a Motta appunto le difficoltà sono enormi, perché i dilettanti non possono allenare mai alle 2:30, alle 3 o alle 4, se non alle 8. Quindi un plauso a prescindere play-out, riproverete e ce la farete. La San Pio, che praticamente è senza campo, se vogliamo, degli allenamenti io so ogni che anno girano a Belpasso, in tanti altri posti, perché io mi aggiorno su questo, e la domenica o il sabato, secondo giocano a Mascalucia, quindi un altro plauso devo fare allora, plauso e applauso. Certo, perché poi quando non si ha un campo in maniera stabile, indirettamente non si conoscono le misure effettive di un campo, poi dove devi andare a giocare. Ma non solo le misure, perché al limite magari si può sopperire questo, è il gruppo sballottato
Gli allenamenti sono soft, se vogliamo, Sì. e merito va anche a Saro De Cento, che è a mio avviso uno dei migliori allenatori, non solo in eccellenza, ma Sappiamo oltre. che stima nutri nei Cosa suoi volevi confronti. dirmi allora? No, dicevo, è stato un campionato di eccellenza, poi sentirò anche gli altri ospiti, un po' travagliato perché il Città di Messina, parliamo del girone B, e il Marsala nel girone A, erano partite probabilmente con idee un po' diverse, nel senso che il Marsala aveva l'obiettivo di arrivare in interregionale la prossima stagione, però sapeva che era in un girone molto intenso, illicata su tutti. Il Città di Messina, neopromossa, invece poi si è ritrovata sempre più in alto, con punti di vantaggio nei confronti della seconda, e si sono ritrovati a vincere questo campionato. Quindi è stato, secondo me, la stagione delle sorprese. Credo proprio perché Città di Messina nel girone, credo. Nel girone della Loro, Sampdoria. e poi l'ho visto perché credo c'era un ex giocatore del Chiari che fa il dirigente, Franzoni se non sbaglio. Potrebbe Sì, sì, sicuro perché... la memoria. Sono andato a cercare Sì. lui, oltretutto che ci conoscevamo. Quindi dicevi? Ed ho visto che praticamente certe volte, vedi, loro hanno magari Messina e Messina, ecco, se vogliamo. Ci sono sempre, tra virgolette, lo posso dire senza ombra di dubbio, non dico favoreggiamento, però c'è sempre quella... mi stai no, dicendo ma ecco, favoreggiamento? sì, ma io... Attenzione, è una cosa... No, me ne assumo le responsabilità perché io da tanti anni faccio calcio. No, ma io da tanti anni faccio calcio, quindi so come vanno le cose. Nessuno poi Ma può favoreggiamenti in che senso? No, ma Spiegaci. sai, è la stessa... C'è la sudditanza, è inutile che ci giriamo attorno. No, perché adesso sta cosa un po' allora, ti spiego mi io. spiazza. Ma non solo in Messina. Allora, chiaramente Messina, precedente, eccetera, eccetera, non è più in Serie C, è la prima squadra della città, è una cosa normalissima. Anche se adesso la prossima stagione 2 squadre nell'interregionale, quindi Perfetto. gran confusione. Gran confusione. Poi vediamo cosa ne È pensano anche i normale, nostri amici. È chiaro che sempre succedono queste cose, è normalissimo. Sì. Senza, non voglio io No. puntare il dito, è capitato anche a me, quindi sono testimone. Ma sei contento almeno che il Città di Messina Ma abbia sono raggiunto la felicissimo e Serie D? mi auguro che al più presto possibile vada in C il Catania in B. E invece è il Licata che ha Il Licata mi fallito. dispiace a me per l'amico mio. Hanno vinto la Coppa Italia, Anzi, per i due amici miei. Cammarata e Campanella. E Campanella è stato anche un mio giocatore, quindi a me dispiace perché Cosa Licata... manca al Licata per ritornare nel calcio che conta? Cioè quest'anno ce l'hanno messa veramente noi sappiamo tutta. che il Licata ha allenato un grande allenatore Zemani in Serie B. Quindi io ho incontrato il Licata in prima categoria, vedi che scalate che ha fatto questa... Però non viviamo di ricordi, No, perché se no rischiamo assolutamente. poi come la Ciriale e tante Ma- altre società che si vive allora, di ricordi. scusa, programmazione. Programmazione. Licata c'ha una città... Allora vuol dire che quest'anno hanno programmato e hanno vinto la Coppa Italia, il prossimo anno... Infatti, chi c'è andato lì come direttore sportivo? Cammarata. L'anno prima Cammarata dov'era? A Troina ha vinto un'altra Coppa. Ecco, in 2 anni già ha fatto bene, a prescindere che poi ha vinto però la Coppa Italia. Sì, ha vinto la Coppa Quindi Italia, il lavoro è quindi... stato fatto bene. Perfetto. Quindi continuità e poi si vedrà. Continuità, Presidente, che a questo punto viene chiesta anche in un campionato come quello di promozione, perché se c'è continuità probabilmente c'è più modo per programmare. Quello che è mancato, come lei stesso ha detto, forse nella parte clou della stagione al Motta, ma che probabilmente adesso seduti a tavolino, consci degli sbagli e con un tecnico che secondo me è più che buono per la categoria, sicuramente la tavola sarà apparecchiata in maniera più chiara la prossima stagione. Sì, senza dubbio. Speriamo che vogliamo fare... Tutto dipende anche dal gruppo dirigenziale che l'accompagna, perché poi i dirigenti... Il dirigenziale, diciamo... Lo sposano questo... Lo sposano, bravo. Vogliamo fare questa domanda di ripescaggio se ce lo consentono e se ci saranno i posti. Perché non vogliamo lasciare... la possibilità di una illuminazione. Questa è la prima cosa. Già ne ho il parlato che dice perché in questo? il sindaco già è disponibile, già ha messo passi avanti, diciamo. Bene. Speriamo che ci riusciremo. Bene. Gaetano, abbiamo parlato di programmazione, abbiamo parlato di società che magari avrebbero potuto e non hanno potuto. Nel vostro girone c'è stata una squadra, il Paternò, che probabilmente a detta di tutti aveva le carte in regola quantomeno per arrivare ai playoff. Poi il Camaro l'ha superata, lo stesso Città di Sant'Agata ha fatto un finale di stagione di qualità, così come il Città di Scordia e anche indirettamente il Biancavilla. È stato un girone molto intenso, tu le hai incontrate tutte,
È meritata secondo te la vittoria del Motta? È meritato il ruolo a questo punto nelle finali nazionali del Città di Sant'Agata? Se mi permetti volevo tornare un attimino a quello che aveva detto il mister Di Stefano a Sì. proposito del Città di Messina. Sì. È vero comunque che durante il campionato ci sono state una serie di episodi per cui è stata quantomeno fortunata. Noi stessi... Sperando che non si squalifichi. No, campionato meritato per carità, Sì, campionato più che meritato, però con noi stessi abbiamo subito in entrambe, sia Qualche andata e ritorno, 2 rigori al 90° più che dubbi. Addirittura. Quindi, ci vuole la VAR anche nell'eccellenza, no? Quindi, ti prego. Scusami, non è che sia un'accusa. Per No, carità. no, ma ci mancherebbe, Vogliamo puntualizzare. Si discute nel salotto di penalty. Ci mancherebbe chi fa calcio, chi ha fatto calcio Certo. per tantissimi anni, sanno che senza puntare il dito. E Chiaro, io da chiaro. catanese mi auguro che almeno una delle 2 squadre possa vada in Lega Pro in Serie C. Certo. Questa è una cosa che la Sicilia deve andare avanti. Chiaro, chiaro. Allora Anche è perché finito. in Serie D ci possono essere più squadre siciliane, quindi anche la qualità stessa aumenta. Dicevi quindi allora, Gaetano? no, la premessa era quella Era che il una campionato premessa giusta, non ti meritato per preoccupare. carità, però oltre alla bravura, la competenza, la dose di fortuna è importante nel campionato dilettantissimo o comunque in qualunque tipo di campionato, e il Città di Messina oggettivamente lo è stato in molte occasioni. Tornando al Paternò, si era una squadra accreditata da tutti gli addetti ai lavori come costruita per un campionato importante. Da esterno chiaramente non so, non essendo all'interno dello spogliatoio non posso anche. giudicare, e a me ha fatto comunque un'ottima impressione, la classica squadra allenata da il mister Orazio Piatella, che è un grande allenatore, io l'ho avuto l'anno scorso, e quando è venuto a noi ha fatto la sua partita onesta, anche con giocatori di qualità, brava, una squadra compatta, brava nel fare gol, ma soprattutto poi a non prenderlo. E anche con noi in realtà è stato così. Poi quali siano state le vicissitudini che non hanno portato la squadra a raggiungere l'obiettivo playoff, non sono in grado di dirlo, però sicuramente quelle che sono arrivate davanti lo hanno meritato tutte. Anche perché tu giocandoci li hai giustamente valutati anche sotto questo aspetto tecnico, no? Un Città di Sant'Agata quadratissimo, con 2-3 elementi di categoria secondo me superiore, con qualche bomber che ti fa quei gol pesanti. E il Città di Messina che probabilmente anche con l'entusiasmo, no, di una neopromossa, con una città che spinge, oltre a tifare a CR Messina, a tifare anche il Città di Messina, con un handicap del campo, perché il prossimo anno non si sa se giocheranno lì, non credo proprio. Turi, non credo proprio che giocheranno in un campo che già ha problemi di recinzione, la Serie D e la Serie D. Ma già siamo ad alti livelli. Quindi voglio dire, si parla di una gestione del Celeste probabilmente. E non c'è altra alternativa a mio avviso. Perché Pace del Mena dovrebbe giocare alla CR. Se il Celeste debbono lavorarci, perché credo che sia stato un po' abbandonato. Sì, ultimamente non è certamente in ottime quindi condizioni. è chiaro, hanno due cambi che possono gestirlo. E lì entra l'amministrazione. L'amministrazione è sempre quella che poi giustamente si deve assumere delle L'arbitro, responsabilità. dopo una partita, è l'arbitro sempre che continua nelle vicissitudini. È vero, è vero, è vero. Voglio ritornare a parlare di allenatori, perché questa settimana si è svolto un convegno importantissimo organizzato dall'AIAC di Catania, AIAC guidata come tutti ben sanno dal famoso mister José Sorbello, coadiuvato tra l'altro da un segretario di grande qualità come Salvo Arcidiacono. L'AIAC ha dato modo di conoscere gli aspetti tecnici e anche morali di un allenatore grazie ad una figura di grande spessore che è Aimo Diana, allenatori della Sicula Leonzio, allenatore che come tutti ben sanno ha perso un playoff e devo dire a Cosenza quasi inaspettatamente, cioè sono arrivati a fare i playoff e l'hanno persa addirittura 2-1. Che ho seguito questo campionato ovviamente, posso dire che ha fatto un campionato bellissimo. Chiaramente il primo anno meglio di così? Meglio di così. Infatti. E proprio con Aimo Diana abbiamo fatto una chiacchierata e abbiamo cercato anche di capire la figura giusta dell'allenatore. Poi tra poco vi voglio parlare di una figura che è entrata nel vocabolario del nostro calcio nostrano, il mental coach. Sì. Perché su sto mental coach è venuto qua a Catania insomma, ed era con la Ternana c'è già gran confusione. Guardiamoci l'intervista a Diana.
Gli allenatori incontrano l'allenatore Aimo Diana, attuale allenatore della Sicola Leonzio, un incontro voluto fortemente dall'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori, per dar modo ai tecnici novelli di conoscere quelle che sono le caratteristiche, le teorie di un allenatore professionista. Siamo con il presidente del comitato provinciale di Catania dell'AIAC, José Sorbello, ancora una volta l'AIAC per proporre un convegno importante con un nome importante, uno degli allenatori più interessanti di questa stagione, Aimo Diana. Sì, l'AIAC prosegue nel suo cammino, diciamo, abbiamo iniziato con questa politica, quella del continuo aggiornamento dei nostri tecnici, e stiamo continuando su questa strada. Il 2017 ci ha visti protagonisti in questo senso, abbiamo organizzato 15 eventi e quest'anno, dopo aver organizzato e gestito il corso UEFAB e i corsi di aggiornamento il 18 e il 19 aprile, adesso abbiamo questo bel incontro con Aimo Diana, che è un allenatore emergente, un giovane allenatore che ha una carriera calcistica di primo livello, un giocatore di Serie A, un giocatore della nazionale, quindi è riuscito a centrare un obiettivo importante con la Sicola Leonzio, è riuscito a entrare nella griglia dei playoff, che questo penso che sia un risultato molto importante, e le premesse di questo giovane allenatore sono tutte molto importanti e prefigurano un successo che verrà con il tempo e un fulgido avvenire sicuramente dal punto di vista tecnico. Gli incontri tra allenatori sono, secondo me, quelli che formano di più, perché il confronto, la dialettica e il confronto di tesi non sempre coincidenti arricchiscono sempre di più il bagaglio culturale dei tecnici, e questa è la nostra missione, e questo lo fa da quest'anno in modo particolare anche l'AIAC nazionale, che dall'8 al 10 giugno ha un evento appunto di carattere nazionale che si terrà a Rimini, dove gli allenatori incontreranno gli allenatori. Ci saranno incontri tematici con allenatori di grande spessore nazionale e anche internazionale, e quindi sarà un momento molto importante di crescita per tutto il movimento. Siamo con Aimo Diana, un incontro con gli allenatori, tutti pronti per sentire i tuoi suggerimenti e anche un po' la figura dell'allenatore che migliora sempre di più, perché sempre più a diretto contatto anche con i media, che diventano importanti per una crescita. Sì, beh, è chiaro, a me fa piacere venire a questi incontri perché più che altro ascoltare me è bello il confronto, perché comunque tutti che vogliono fare questa professione, quindi è bello confrontarsi, e credo che avere due idee è sempre meglio che averne una, quindi questo è importante per tutti, è sempre una crescita. In questi anni la figura si è migliorata,
si studia di più, si capisce di più anche quali sono le tematiche che ogni singolo giocatore deve affrontare per ogni singola partita. L'allenatore migliora anche in questo. Sì, ormai l'allenatore deve capire, deve essere bravo in tante situazioni, sia nella gestione che nell'aspetto tecnico-tattico, ma soprattutto nella gestione. Quindi ricordiamoci sempre che di fronte abbiamo dei ragazzi o dei uomini con le debolezze di tutte le persone, quindi ci sono vari aspetti da considerare. Dobbiamo avere anche la sensibilità a volte di capire le problematiche interne di un giocatore, non solo esterne. Il miglior messaggio che si può lanciare soprattutto ad un allenatore che da poco è diventato allenatore? Credo che non deve mai mancare la passione, perché altrimenti intraprendere questo tipo di lavoro è veramente difficoltoso e ci sono è una strada difficile. Quindi la passione deve essere sempre superiore a tutto, alle critiche, ai esoneri, a qualsiasi tematica che ti si pone di fronte sempre a 25-30 persone di un gruppo e a persone a cui devi fare riferimento, che sono i direttori sportivi e ai presidenti. Quindi è chiaro che devi anche avere una personalità forte per essere anche un leader. Questo è importante perché tante volte le squadre e i giocatori hanno bisogno di leader. Se non ci sono nella squadra devono trovarlo necessariamente nell'allenatore. Beh, diciamolo pure che quando parliamo degli allenatori siamo contenti quando i confronti con allenatori professionisti sono chiari. Io devo fare un plauso ad Aimo Diana perché il convegno organizzato dall'AIEC è stato un convegno molto interessante, di qualità, e il dialogo è stato veramente molto preciso, spontaneo, e quando questi convegni vengono realizzati con questi intenti state sicuri che il successo è garantito. Quindi noi ringraziamo la disponibilità dell'allenatore della Sicula Leonzio ed io a nome dell'AEC mi congratulo per la sua schiettezza e la sua semplicità, perché nel mondo degli allenatori la semplicità spesso e volentieri viene dimenticata. Turi, voglio ritornare al discorso del mental coach che ho annunciato prima di vedere il servizio dell'intervista ad Aimo Diana. Ma il mental coach cosa serve per l'allenatore? Perché si sono inventati questa cosa? Siccome io sono ignorante in materie, per me è il mister e basta. Perché se lo sono inventati? Lo dobbiamo dire chi è stato questo promotore, fautore di questa situazione. Non lo so, perché qualche anno fa è venuto a Catania Decanio e lui si definiva mental coach. Sì. Dopo 2 o 3 settimane il mental coach gli hanno stretto la mano e dice, grazie. Scusa il disturbo, poi è un ottimo allenatore, per carità, eccetera, però non faceva il caso per il Catania. Ma non pensi che questa cosa qui sta un po' esagerando adesso? Si sconvolge un po', diciamo, la figura. Il ruolo. La figura dell'allenatore. L'allenatore è un ruolo affascinante, bellissimo, con tante... è chiaro,
Con tanta responsabilità. Unica responsabilità. Ecco, io dico sempre, lo ripeto, lo scrivo, lo dico in televisione, e allora mai accettare compromessi. Meglio evitare, oppure fare altre cose. Certo. E allora deve essere un buon padre di famiglia, tra virgolette. E non ha bisogno del mental coach per dirgli cosa deve fare. Un buon psicologo, perché ho sempre detto, dicevo, nei dilettanti è molto difficile, non come i professionisti, che i professionisti hanno una cerchia di dottore, eccetera. Nei dilettanti sei solo e resterai solo sempre. Anche se il presidente lo vuole bene, se le cose vanno male, ciao e arrivederci. Perché io che ho fatto tanti anni allenatore, ho vinto campionati, ma sono stati esonerati, ed è giusto che era così. Quindi allora questa figura che si sono inventati è esageratamente inutile. Sì, perché vedi, l'allenatore è una figura talmente straordinaria che se ha umiltà, se ha lealtà, se ha passione e tante altrissime cose, tante cose, carattere, chiaro, e poi è il dialogo continuo con il giocatore. Presidente, però è anche vero che un uomo solo al comando è giusto che si prenda le sue responsabilità. Se arriva un mental coach che dà dei suggerimenti ad un uomo solo al comando, rischia un po' di far saltare l'equilibrio all'interno anche di uno spogliatoio. Io ho questa convinzione. Sì, è importante anche saper giostrare lo spogliatoio, non solo il rettangolo di gioco. È importante. Quindi l'allenatore deve rimanere principe in questa situazione. Anche lei non è molto d'accordo sul discorso del mental. No, completamente. Completamente. Poi insomma nei settori giovanili non so fino a che punto possa essere fondamentale. Ma nei professionisti, Gaetano, professionisti che non hanno sicuramente problemi di stipendio, non hanno problemi economici, che fanno solo quello di mestiere, quale angoscia può accompagnare la settimana di un giocatore che guadagna migliaia di euro e poi non sentirsi pronto mentalmente per la partita, che è l'unico mestiere che fa? Sì, anch'io condivido un po' il pensiero degli Dici la altri tua ospiti. allora. Credo nel calcio dilettantistico i problemi siano innumerevoli, è necessaria una società sana, è necessario un allenatore bravo e competente, sicuramente delle strutture adeguate che non ci sono. La figura del mental coach va oltre. Diciamo che è più da professionista. Ecco, sarebbe un dettaglio che probabilmente potrebbe anche aiutare la prestazione del singolo atleta. Ma a livello professionista, ripeto, se le altre componenti di fondamentale importanza non vanno tutte nella medesima direzione, nel senso giusto. Quindi non me lo stai bocciando tra i professionisti allora? No, lo avalli? Lo avallo perché se pensiamo, credo, il promotore fu Bonucci, ha attraversato un periodo anche difficile, grazie a una figura di riferimento che l'ha aiutato mentalmente proprio nei primi anni alla Juve. Allora a questo punto ti blocco, ti dico anche, qui il maestro Di Stefano me lo potrà dire, negli anni 60-70 nel Milan Gianni Rivera volle padre Egidio perché faceva da modulatore, padre spirituale, quindi era stato il primo mental coach, quindi allora tu per i professionisti lo promuovi. Sì, lo promuovo, è chiaro, però stiamo parlando di dettagli, prima pensiamo alle cose fondamentali, alle strutture, agli allenatori, se ci sono quelle, va bene, i professionisti questo problema esiste relativamente di strutture. Ma il mental coach deve essere delle persone, sicuramente saranno preparate, ci mancherebbe, ma non è molto facile, ecco, quindi deve essere un mental coach, eventualmente il professionismo, come hai detto tu, non migliaia, ma centinaia, centinaia per tenermi sul numeri bassi. Altro che mental coach, forse servirebbe per i dilettanti, se vogliamo, è assurdo, però lì andiamoci un po' piano. Quindi la responsabilità unica, ripeto, deve essere dell'allenatore. Poi che ci sia una persona, se qualche giocatore, sono giocatori magari... A te ci vedo però come mental coach, lo so, ho questa sensazione, perché tu sei una persona di gruppo che dà dei suggerimenti. Quello di mestiere, conosce la pratica. Quindi se ti arriva qualche proposta da mental coach, prendi le considerazioni. Se la Sergio mi chiami, sono a disposizione, sono a casa mia, mi può fare solo piacere. Bellissima questa cosa, va bene, allora ci dobbiamo fermare, abbiamo un breve stacco pubblicitario, tra poco rientriamo in studio e appena rientriamo abbiamo una sorpresa per tutte le mamme, perché oggi è la festa delle mamme e noi di Penalty abbiamo preparato una clip molto molto carina, ci vediamo tra poco.
esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilfer. Infoline 336 9207 27. Oggi festa della mamma. La mamma è una figura troppo importante anche per gli sportivi, perché è colei che insomma vive con noi sportivi, insomma, la quotidianità della giornata e soprattutto quando si è dei giovani calciatori è un riferimento per tanti piccoli gesti che tra l'altro vengono anche scritti in questa clip che abbiamo preparato appunto per omaggiare tutte le mamme degli sportivi. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será, whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. Now I have children on my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. Que será, será. È un omaggio che abbiamo voluto dedicare a tutte le mamme che ogni domenica insomma supportano chi fa sport, in modo particolare quelli che fanno calcio. Presidente Patti, le frasi sono quelle giuste perché le mamme ci hanno preparato, ci preparano il pranzo delle 12 se non sei in una società professionistica e che mangi a casa, ci lavano gli indumenti se soprattutto non è la società che pulisce gli indumenti dei giocatori. Quindi penso che alla fine la mamma è veramente una figura meravigliosa anche per noi sportivi. Su tutto, fondamentale, un bello spot questo che abbiamo visto, veramente emozionante. Emozionante. Gaetano, non dovevi farlo. Non dovevo farlo. È troppo bello. Grazie. Favoloso. Gaetano, voi siete quasi professionisti, l'eccellenza insomma, soprattutto in Sicilia ha un'immagine, non dico da professionismo, però vi allenate con una certa continuità, gli indumenti non ve li lavate voi sicuramente. No. Però le mamme vi supportano sempre, no? Sì, entriamo in una tematica un po' delicata perché non sopportano quello che fate? No, perché poi l'ingerenza dei genitori è spesso anche all'interno di una
Quello succede nei nel settori corso di una giovanili carriera spesso e potrebbe... volentieri, no? Però quando si è un po' più grandi, No, pare che certo, vada, no. ti accompagnano nelle Però partite. sai, io stavo guardando Sì. lui sicuramente lo farà. Sì? Appena smette di giocare a calcio avrà un grande futuro. Beh, di attore sicuro. Sì, beh, è anche protagonista della nostra sigla, tra l'altro. Ah sì, non lo Sì, sapevo. sì, della sigla iniziale di Penalty. Grazie, grazie mister. Sicuramente il futuro è assicurato, indubbiamente, indubbiamente. Allora, parte finale della nostra trasmissione, mettiamo da parte un saluto, un abbraccio a tutte le mamme che ci seguono anche la domenica. Guardiamo adesso in prospettiva quello che potrà succedere a partire dalla prossima stagione. Rimarrai a essere un osservatore oppure pensi di continuare a vivere il calcio ancora più dentro, facendo insomma, un allenatore più tecnico, non soltanto di supervisore? Come allenatore non più. Ti vuoi fermare? Per tanti motivi. Vabbè, c'è l'età, eccetera. Però l'esperienza è sempre Sì, fondamentale. io sono a disposizione di chi mi chiama, a qualsiasi categoria, chiaramente, però ora come ora faccio un po' l'opinionista e sono felice di farlo, cerco di dare quel piccolo apporto, un po' di esperienza. Beh, sei un opinionista molto chiaro, sei un opinionista... Non mi nascondo, dico le cose perché le ho vissute, non me li racconto, li vedo, quindi sono chiaro. Li sai giudicare nel verso Tento giusto. di giudicare, quantomeno di esprimere la mia opinione, più che giudicare esprimere la mia opinione, che giudicare è una parola pesante a mio avviso. È vero, è vero. E poi... Allora quindi metti da parte adesso l'esperienza col Catania? No, quella rimane sempre. Assolutamente, mi trovo bene, sono felicissimo, dirigente del settore giovanile straordinario, giovane 2004-2005, dove mi diverto, mi chiamano nonno Turi. Lo rifanno ringiovanire. Questa è la cosa più Poi bella. ovviamente cercherò... Non fai il mental coach. No, assolutamente. Perché non vorrei che poi dopo tento di vedere, spero di farlo quest'anno, se la San Pio giocherà a Massimo di Vreme qualche partita in più, di vedere qualche giovane e girerò. Vediamo, sai, Vediamo cosa no, succede. perché mi sento sempre giovane e quando Bravo. poi tu mi chiami a tua Lo so disposizione che vieni sempre con piacere. grande piacere. Presidente, nel frattempo possono anche partire di nuovo qualche immagine del Motta. Quando pianificherete tutto? Vi siete già incontrati per la prossima stagione? Mi conferma che Giuffrida rimarrà allenatore di questa squadra? Ci sarà qualche nuovo ingresso? Ma veramente Quando parlerà col sindaco? Insomma, vogliamo sapere tutte queste notizie. Troppo presto, ci possono essere delle svolte, diciamo, un po' che qualche cosa succederà. Quindi a giorni, tra qualche settimana? Entro questo mese già sapremo, però il punto interrogativo è sempre quello, diciamo, se ci ripescano in promozione. Beh, è già partita però la noi domanda, siamo no? pronti. State organizzando la domanda di ripescaggio. Sì, noi siamo pronti perché giustamente già non vogliamo abbandonare la promozione, Chiaro, purtroppo. L'avete persa sul campo, riconquistando No, è calcio e attraverso questo fa ripescaggio. parte, come avevo detto poco fa, diciamo noi con il mister stavo parlando, abbiamo vinto un campionato, diciamo, di playoff e siamo arrivati secondi e ci abbiamo meritato quella promozione grazie al nostro mister Ruggeri che poi giustamente è da spogliatoio lui, Chiaro. E giustamente oggi con diciamo i risultati che quest'anno sono venuti abbiamo, diciamo, fatto per un'altra soluzione dove abbiamo visto anche, diciamo, il calcio che cos'è, diciamo, e abbiamo fatto esperienza. Allora da questo ripartirete. Punto. Da questo già noi siamo sulla strada giusta, ecco. Mi raccomando, parli col sindaco perché ci vuole l'illuminazione, perché bisogna allenarsi di sera, soprattutto per i dilettanti. Sicuramente. E d'altra parte anche... Perché sono tutti ragazzi che lavorano, quindi infatti, non ci possiamo allenare alle 3:30. È dilettantismo pure, quindi come tale va trattato anche e va perché organizzato. noi abbiamo tutta la fascia, diciamo, da settore giovanile. Certo, e poi anche una bella scuola calcio, Zuccarello fa un bel lavoro. Certo, Zuccarello, diciamo, il direttore sportivo, poi abbiamo gli allievi, gli juniors che ci vogliono obbligatori, quindi giustamente siamo impegnati su quella fascia anche come non dica obbligatori, perché la juniors serve anche da bacino della prima bravo, squadra. no, la parola obbligatori che ce lo obbligano, ma noi l'abbiamo fatto l'anno scorso anche quando in prima categoria che non c'era bisogno. Bene. Allora è giusto il percorso. Ecco. Gaetano, invece il tuo percorso prevede una continuità con la San Pio? Vi siete già incontrati? Avete già discusso? Qualche voce mi dice che qualche richiesta non ti manca, insomma l'esperienza tua è fondamentale per una buona squadra che deve fare un campionato anche di un certo livello in eccellenza.
Vabbè, sì, la volontà è ovviamente, qualora ci fossero i presupposti, sarebbe quella di rimanere. So che la società in questi giorni, nelle prossime settimane, si incontrerà, si riunirà insieme allo staff tecnico per programmare il futuro. So già di una conferma di De Cento come allenatore. Sì, questa è una domanda che dovresti giustamente fare al è una domanda Presidente, che io devo lo so. fare a te. Io sarei felice se fosse così, chiaramente, perché Certo. abbiamo lavorato benissimo Sperando quest'anno. di trovare anche una collocazione di un campo in maniera stabile, come dicevamo appunto in trasmissione, perché da quello poi si possono lavorare meglio. Anche noi, tutti i io progetti. in questi giorni ho letto anche che il Marina di Ragusa, che ha vinto il campionato, Sì. ha dei problemi, Sì. di campo, che non sa dove andare a giocare. Attenzione, perché le voci dicono anche di un possibile Vittoria. ripescaggio a Vittoria, anche lì c'è una gran confusione, C'è no? confusione, è una Si, cosa si pazzesca. parte con una squadra e poi dopo si diventa un'altra squadra. Adesso la notizia già ufficiale, l'ACI San Filippo, che diventerà ACI Catena la prossima stagione nel campionato di promozione. Succedono queste cose, voi rimarrete sempre Motta. Noi sempre a Motta. Mentre invece in questo caso la San Pio, in questo momento rimane San Pio, chissà se poi si abbinerà al nome di qualche paese. Non lo so, l'importante è avere una struttura nella quale sia possibile non soltanto giocare la domenica ma anche allenarsi. Allenarsi, Perché che è il fondamentale. problema principale è Il questo. problema è quello, l'allenamento. È vero. Bene, allora io mi congedo, saluto il nostro mister Turi Di Stefano, che ho avuto il piacere di ritrovare oggi. Ti aspetto giorno 1 ai penalty Awards, so che tu non manchi mai. Le hai fatte tutte, questa è la quinta, ne hai fatte 4 giusto? La prima sono stato premiato anche. privilegiato Sì. di essere stato premiato, quindi per cui devo continuare. Assolutamente. Verrò senz'altro. Giorno 1 alle ore 18 al teatro, anzi all'auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio. Quindi un saluto carissimo a tutti gli amici che ci seguono. Forza lo sport puro. E qui ci sono 2 esemplari e sono felicissimo di avervi conosciuto. Grazie. Saluto anche il presidente Patti del Motta, mi saluti tutta Motta. Grazie, che ogni è stato- volta che è stato un piacere vengo da essere quelle di nuovo parti qui. si ricordano sempre di me, abbiamo fatto delle cose insieme, devo dire con grande soddisfazione, e sono sicuro che se partite bene quest'anno, il prossimo anno, insomma, secondo me potreste dire anche qualcosa di più rispetto a quest'anno. Noi nelle ultime 8 partite, diciamo, i risultati sono li dalla sappiamo, vostra. no? Quindi purtroppo è andata così, va bene. L'importante è che abbiamo fatto anche, lo volevo sottolineare, una partita, diciamo, di livello estremamente Di molto qualità. buona, anche l'altra squadra, il Megara, è stata, diciamo, all'altezza della situazione. Complimenti Certo, alla avevate società. 2 risultati contro, Sì, perché purtroppo dovevate noi vincere avevamo assolutamente. purtroppo solo la vittoria e per questo ci ha penalizzato. Però rimane sempre di essere stati in campo con grande sportività e questa è la cosa che vi contraddistingue da sempre. Questo, la sportività, diciamo, il gruppo che fino all'ultimo non si è reso mai. Giusto, non bisogna rendersi mai, dall'esperienza anche di Gaetano Romano credo che siano le parole giuste, l'esperienza serve anche per far capire ai giovani che non bisogna mai mollare. Poi ne avevate qualcuno di interessante quest'anno nella rosa. Sì, no, diversi, anche in più di un'occasione abbiamo giocato con un under in più, In uno più, due under in più e rispetto alla abitudini regola. di decento, tra l'altro, giocare sempre con qualche under in più rispetto a quello che generalmente si è obbligati. In bocca al lupo per la stagione allora prossima, con una probabile conferma in casa San Pio. Grazie Crepellupo, grazie dell'invito. Grazie dunque ai nostri ospiti, ci salutiamo, è stato come al solito un piacere raccontare la nostra domenica sportiva siciliana, abbiamo purtroppo raccontato della sconfitta ai rigori del Troina, in quel di Reggio Calabria contro una Vibonese che soltanto sugli 11 metri è riuscita a superare la squadra guidata, devo dire in maniera straordinaria, da Beppe Pagana. Rimane una stagione bellissima. Voglio anche ricordare un risultato finale di playoff del campionato di promozione. Si è disputato l'incontro tra il Castellammare ed il Gangi, vittoria del Castellammare che quindi approda nel campionato di eccellenza la prossima stagione. La vittoria è stata per 1-0, ha battuto un Gangi neopromossa che ha venduto cara la pelle. Noi ci salutiamo, vi ricordiamo che domani pomeriggio alle 14:30 ci vedremo con Penalty Play per un approfondimento sempre sul calcio dilettantistico, con penalty
penalty. L'appuntamento è per domenica prossima, ancora una volta per chiudere in un certo senso una fase importante dei playoff del campionato di eccellenza, e ci prepariamo in prospettiva Penalty Awards. Vi ricordo che giorno 27, domenica 27, Penalty sarà speciale nomination, perché verranno presentati tutti i nomi degli atleti, dei dirigenti e degli allenatori che vanno appunto in nomination per vincere i Penalty Awards 2018, quinta edizione, che si disputeranno, come ho detto poc'anzi a mister Di Stefano, giorno 1 presso l'auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio di Catania. Sarà un ingresso gratuito alle ore 18, vi aspettiamo in tanti. Tra l'altro l'intero evento poi verrà trasmesso da Gold 78 domenica 10 giugno a partire dalle ore 19, così poi la replica anche alle 23:30. Vedrete questa replica anche lunedì, chiaramente come al solito a partire dalle 23:30. Ringrazio in regia come al solito Andrea Salerno e Roberto Di Marco, con la collaborazione tecnica anche di Salvo Paradiso ed il coordinamento di Giuseppe Gioffrida. Grazie ancora a tutti, buon proseguo e appuntamento domani alle 14:30 con Penalty Play. Mamma mi chiama che devo studiare, prima il dovere, dopo il piacere, il capo mi chiama devo lavorare, se no che arriva la fine del mese. Tu non dirmi come va, siamo ancora in strada a giocare a calcio, tu non dirmi come va, siamo ancora in strada a giocare a calcio, tu non dirmi come va, siamo ancora in strada a giocare a calcio, tu non dirmi come va, siamo ancora in strada a giocare a calcio, in ogni zona, in ogni posto, dalla strada fino al parchetto, sull'asfalto, nella piazza, in stazione o nel campetto, senza farla mai cadere, al volo, al mare, sulla sabbia, il torello alla tedesca, oppure dentro questa gabbia. Nessuno lo diceva, sono un campione, in mezzo alla via con in mano il pallone, giocavo proprio sotto questo palazzone, inventavo la porta con zaino e borsone. Vai dai come un trick, un asso da avere, un tunnel, un passo sugli altri. Meglio che tu avverti che chiami il portiere, che sono diretto a segnare sta rete. Un gol di spalletta, un sombrero, un gigante, per fare freestyle devi farlo alla grande. I miei ti fanno un tunnel così pesante, apriranno un'autostrada in mezzo alle tue gambe. È la faccia da perdente o da vincitore, a me sembra che ti butti per un rigore. La prima scivolata chiami il dottore, tra i calciatori brutti e la tua stagione. Tu vuoi fare calcio tennis, palleggiare? Questo fa il pagliaccio e dopo cade. Ha chiamato così tante volte il fallo, gli regaleranno un cellulare. Vedo che gira, sento che gira, la palla che gira, la palla che gira. Vedo che gira, sento che gira, la palla che gira, la palla che gira. Vedo che gira, sento che gira, la palla che gira, la palla che gira, la palla che gira, La palla che gira.